Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con il nostro telegiornale. In primo piano la situazione politica nel nostro paese, la crisi di governo che arriverà in Parlamento. La sfida tra Conte e Renzi andrà dunque in Parlamento. Lunedì si andrà alla conta alla Camera dei Deputati dove i voti sono meno a rischio per la fiducia del governo, mentre martedì si andrà alla conta in Senato con l'uscita allo scoperto dei cosiddetti responsabili o costruttori, come si chiamano in queste ultime ore. Per affrontare questo ma anche altri temi di grande attualità in queste ore abbiamo in collegamento il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati. Buongiorno sottosegretario, grazie di aver accettato l'invito. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, con la franchezza che le è consueta, che cosa sta succedendo e perché soprattutto? Questa è la domanda che moltissimi italiani si stanno facendo in queste ore. Guardi, la politica non è una partita di poker. La politica non può essere mercato. Almeno io, con la mia lunga esperienza di sindaco, mai l'ho intesa così. La politica è servizio e la politica è responsabilità. Quello che è successo qualche giorno fa da parte di Renzi è un atteggiamento, è stata un'azione irresponsabile. E guardi, lo capiscono praticamente tutti, penso, perché lui ha sollevato dei problemi. Potevano anche essere dei problemi utili da discutere, ci mancherebbe altro. Tutto può essere migliorato. Il Presidente del Consiglio gli ha detto: va bene, facciamo un tavolo di discussione. E lui ha fatto dimettere le due ministre, per poi nella conferenza stampa andare a dire: sì, ma io posso anche fare un nuovo governo con te, ma tu sei una persona addirittura che sei ostacolo alla democrazia. Ma che razza di discorsi sono? Ma dov'è il filo logico di tutto questo? Quindi, purtroppo, questa irresponsabilità ha portato da parte del Presidente Conte a fare una delle cose che raramente sono successe nella storia della nostra Repubblica. Il Presidente del Consiglio va alla Camera dei Deputati e al Senato, si presenta, spiegherà con chiarezza a che punto siamo e che cosa lui vuol fare in questo momento drammatico ancora del nostro Paese e della nostra economia. Se il Parlamento gli dà la fiducia, continua, altrimenti si aprirà una crisi, credo, tra le peggiori, in uno dei momenti peggiori della storia del nostro Paese. Ecco, secondo lei, sottosegretario, è possibile con questi numeri e sappiamo che sono in corso numerosi dialoghi e trattative, riuscire ad avere i numeri, quindi a trovare una nuova maggioranza in Parlamento? Non lo so, forse può avvenire. Tenga presente che i parlamentari che sono stati eletti e che rappresentano il popolo verranno chiamati ad uno per appello nominale, cioè sarà chiamato il suo nome e uno dovrà dire sì o no e si assumerà la responsabilità davanti al Paese, davanti agli italiani. E quindi vediamo. Ovviamente il governo, se otterrà i numeri, non dovrà vivacchiare. Ha delle cose urgenti, importantissime da fare. La prima sarà quella di mercoledì, fare approvare un nuovo scostamento di 32 miliardi che servono a ristorare commercianti, palestre, tutte quelle realtà economiche che ancora sono in sofferenza per effetto dei vari divieti. Faccio presente che in Veneto, finora, sa che io amo sempre citare i numeri, quelli veri, non inventati, quelli certificati. Allo stato attuale, tra novembre e dicembre, sono state ristorate 56.398 imprese commerciali del Veneto per un totale di 252 milioni, che vuol dire media, io ovviamente quelli che hanno un giro d'affari maggiore, di più, chi ha un giro d'affari minore meno, ma mediamente queste imprese commerciali, bar, paninoteche, ristoranti, eccetera, hanno avuto dai
4 e 5 mila euro medi. C'è chi ha avuto decine di migliaia di euro di ristoro, ma non sono sufficienti. Non sono sufficienti. Abbiamo il blocco delle piste da sci fino al 15 degli impianti fino al 15 di febbraio. Bisogna ristorarli. Per far questo servono quei 32 miliardi, ma serve un governo in carica, se no si blocca tutto. Quindi vede, quando parlavo prima di responsabilità, cosa significa tutto questo? Certo, sicuramente la situazione è difficilissima, ma secondo lei, qualora si dovessero anche trovare questi numeri in Parlamento, al Senato in maniera particolare, per creare una nuova maggioranza, il governo riuscirà poi effettivamente a governare o si sarà sempre ostaggio di numeri, di maggioranze risicate sul filo del rasoio? Insomma, non dimentichiamo che le sfide che attendono il nostro Paese nei prossimi mesi sono fondamentali. C'è tutta la partita dell'economia a cui lei faceva riferimento, quindi il recovery plan, ma poi c'è la partita dei vaccini. Insomma, è una sfida importantissima quella che bisognerà affrontare, la più grande vaccinazione di massa nella storia dell'umanità, possiamo dire, e quindi ovviamente le decisioni da prendere saranno decisioni molto importanti. Lei ha usato parole severe ma giuste. C'è il recovery plan, ci stanno i vaccini, ci stanno i rapporti con l'Europa, dove noi abbiamo strappato 209 miliardi, che è la cifra maggiore di qualsiasi altro paese europeo. Però l'Europa ci guarda e dice ma voi adesso cosa fate? Mentre che dovreste rendere operativo tutto ciò, concreto tutto ciò, cosa fate? Aprite una campagna elettorale? Tornate a un teatrino della politica? Ma siete impazziti? Ovviamente non dicono così, ma nella sostanza anche la stampa internazionale in questi giorni guarda con stupore, con preoccupazione quello che sta succedendo in Italia. Allora credo lei che anche dice, molti cittadini stiano facendo questo stesso pensiero, sottosegretario. Assolutamente, e penso che i cittadini lo stiano facendo indipendentemente dal fatto che naturalmente siano magari cittadini di centrodestra piuttosto che di centrosinistra, perché ci sono dei momenti in cui il Paese deve stringersi, no? E questa pandemia sta portando veramente situazioni gravissime, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico. Allora lei mi chiede, e quindi il governo, se otterrà la fiducia, vivacchierà? Guardi, io le posso rispondere per me. Io qui non intendo vivacchiare per niente. Mi hanno dato la delega per seguire gli enti locali e credo di aver dato in questi mesi risposte importanti e intendo fare altrettanto. Non rimarrei qui un minuto in più se mi accorgessi che sto scaldando una sedia non al servizio del Paese. E questo penso sarà per il governo. Ma ora bisogna cercare di superare questo momento in Parlamento e, ripeto, ogni parlamentare si assumerà davanti al Paese la sua responsabilità. Ecco, sottosegretario, lei accennava poco fa ai ristori che dovranno essere appunto erogati a favore di tutte quelle attività economiche del nostro Paese messe particolarmente in difficoltà dalle chiusure dovute alla pandemia. Oggi in particolare, il 15 di gennaio, è la giornata della protesta di ristoratori e baristi che si sono sostanzialmente divisi. Questo lo ricordiamo insomma ai nostri telespettatori, perché da un lato ci sono le categorie che li rappresentano, quindi la Confcommercio, quindi il Veneto Imprese Unite nel caso appunto della nostra regione, che hanno deciso quest'oggi per una manifestazione simbolica con un flash mob e le luci accese nelle proprie attività questa sera, per dimostrare, insomma, per porre l'attenzione a questa grande difficoltà del settore. Ma ci sono anche altre attività che hanno invece aderito a questa protesta che sta correndo, diciamo, sui social, hashtag io apro, che quindi hanno deciso di aprire comunque, nonostante ci sia il divieto dalle norme anti-Covid, di aprire comunque la propria attività. Quindi poi ci dirà, perché il Ministero dell'Interno ha dato delle direttive ben precise alle prefetture. Noi ora abbiamo in collegamento il collega Lucio Zanato da Montebelluna, che si trova proprio in una di queste attività che hanno comunque deciso di tenere aperto.
Lucio, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con Walter che è uno dei titolari di questo ristorante Tosti in ogni senso di Montebelluna. Intanto perché avete deciso di fare questa azione, fra virgolette, di protesta? Siamo stanchi, credo, ormai è un periodo dove ci chiedono sempre più sacrifici, ma credo che anche i sacrifici prima o poi abbiano una fine. Di conseguenza quello che facciamo oggi mi auguro e spero sia un buon inizio per rimettere un po' le carte in gioco, darci delle risposte a delle domande a cui tuttora noi non abbiamo mai sentito nessun tipo di opinione da parte chiaramente di chi. Voi avete avuto qualche ristoro? Abbiamo ricevuto le briciole, come le chiamano, me e tanti miei colleghi, nel senso che ci danno qualcosa per forse andare avanti, ma l'andare avanti non è quello che loro pensano. Il lavoro è un'altra cosa. Ecco, a proposito di lavoro, voi vi aspettate molta gente oggi? Qualcosa ci si aspetta normalmente, con tutti i rischi che si possono correre, chiaramente. Noi stiamo aprendo comunque nella massima sicurezza possibile, con tutti quelli che sono i consigli che ci sono stati dati a maggio dell'anno scorso. Cerchiamo di fare il meglio possibile, non facciamo del male a nessuno, vogliamo solo ed esclusivamente fare il nostro lavoro. Poi voi quest'oggi è una proposta, tanto è vero che non chiedete in realtà un conto, ma un contributo. Esatto, noi diamo un servizio a pranzo e a cena dove non chiediamo quello che è un conto al tavolo, ma un'offerta da parte del cliente che mi auguro e spero possa capire i sacrifici che fino a questo momento qua non siano resi vani. Ecco, perché non avete deciso di fare come faranno ad esempio a Treviso questa sera, solo luci accese? Luci accese per noi è una cosa che ha un valore simbolico, però ci si deve mettere la faccia davanti. Le luci noi qua ne abbiamo tante, ma la faccia siamo in pochi a mettercela, quindi cerchiamo di farlo oggi. Marta, hai qualche domanda da studio? No, io ti ringrazio per questo collegamento, perché ora sentiamo il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati su questa situazione, perché insomma non lo dimentichiamo, queste persone stanno comunque violando quelle che sono le normative e i prefetti ieri hanno già affermato insomma che ci saranno i controlli e ci saranno anche le sanzioni sia per i ristoratori che per i clienti. Sottosegretario. Guarda, innanzitutto ho ascoltato il signor Walter del ristorante di Montebelluna e l'ho ascoltato con grande rispetto, perché stiamo parlando di lavoratori, di imprenditori che sono massacrati da un tempo ormai lunghissimo per il quale a loro è stato chiesto di pagare un prezzo tra i più alti, cioè quello di tenere in gran parte chiuse le loro attività. E ne siamo consapevoli, signor Walter, guardi, ne siamo assolutamente consapevoli. Però la scienza, quegli scienziati che stanno accompagnando il governo nelle scelte, ci hanno indicato questa strada, cioè quella di tenere chiuse ancora in questo momento largamente, tra l'altro in zona arancione totalmente, le attività di ristorazione, bar e così via. Perché? Perché lei ha detto: io penso di non fare male a nessuno se stasera aprirò per una mia iniziativa personale. Invece io la invito a riflettere, perché invece lei potrebbe fare del male a qualcuno, perché se per caso qualcuno dovesse venire nel suo locale e attivare un'infezione, lei in quel momento avrebbe fatto del male, inconsciamente, senza volerlo, ma avrebbe fatto del male. Le iniziative di chiusura sono fatte per un bene collettivo e se non facciamo questo, se non ci liberiamo quanto prima di questo virus, se non mandiamo avanti, non intasandoli, gli ospedali che devono portare avanti le vaccinazioni, che sono la vera speranza che ci risolverà definitivamente questa questione, se non facciamo questo abbiamo sbagliato. Quindi io la invito a riflettere e comunque stia attento, perché è ovvio che le forze di polizia non potranno non prendere atto di questa disubbidienza, e quindi lei avrà non solo delle sanzioni, lei possibili sanzioni ai suoi clienti che dovessero venire non rispettando la legge. La legge va rispettata, altrimenti entreremo nell'ambito di un'anarchia pericolosissima.
Ecco Lucio, avete sentito credo la risposta del sottosegretario, il signor Walter ha sentito? Certo. Io rispondo solamente che capisco benissimo quali possono essere in questo momento qua le problematiche sanitarie che questo Paese purtroppo sta sopportando da quasi un anno. Quello che voglio dire io semplicemente è che far passare noi, il nostro settore, come untori di una situazione di cui noi non siamo responsabili, ecco, questo vi prego di almeno accettarlo. Per quanto poco, noi abbiamo sempre rispettato quelli che sono i regolamenti che ci sono stati dati 8 mesi fa quando ci hanno riaperto, d'accordo? In questi 8 mesi se ne sono viste di tutti i colori, tra i vari assemblamenti nei mercati piuttosto che gli assemblamenti nei supermercati e tutto il resto. Normalmente che mi venga detto che se io questa sera non faccio nulla di male tenendo aperto perché un cliente entra qui dentro possa contagiare altri clienti, io le posso assicurare che tutto questo può succedere anche al di fuori delle attività di ristorazione. Non è il ristorante che in questo momento qua sta divulgando la malattia, ma probabilmente è qualcosa che non funziona a livello comunque nazionale. Non sono stati secondo me presi in considerazione tanti altri fattori e probabilmente la parte più facile da tra virgolette mettere a tacere forse era questa. Ecco, allora grazie Lucio intanto per questo collegamento, io ti ringrazio, grazie al collega Lucio Zanato e al ristoratore Walter da Montebelluna. Sottosegretario, è una categoria Walter Battistella, sì, grazie. Nel mirino questa, sottosegretario? Sì, però, il signor Walter e anche e soprattutto coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, pensiamo solo a questo fatto che non è solo in Italia che i ristoranti sono stati colpiti da provvedimenti di divieti, ma in tutta Europa, anzi in tutto il mondo, laddove si stanno facendo interventi mirati contro il Covid. Allora non è che tutti sono deficienti, non è che tutti sono stupidi, non è che ce la vogliamo prendere con i ristoratori che invece fanno parte di una delle catene, quella del turismo e della consumazione, che sono una delle catene più importanti del nostro paese. Siamo stati costretti a fare questo, come siamo stati costretti a chiudere le palestre, come siamo stati costretti a chiudere i cinema, i teatri, le mostre. C'è una mostra importantissima a Padova di Linea d'ombra su Van Gogh che è ferma là, bloccata, chiusa, perdendo una miriade di incassi ed essendo una mostra che ha dentro un patrimonio di quadri di Van Gogh superiore al 1 miliardo. Ma perché tutto questo? Perché in tutti i luoghi dell'aggregazione e in particolare in quei luoghi dove ci si deve togliere la mascherina, perché se vuoi mangiare devi togliere la mascherina, questi sono stati i luoghi che gli scienziati ci hanno detto di dover limitare. Tutto qua. Allora certo, adesso, lei infatti come lei sottolineava, insomma, un'iniziativa che è stata presa in tutto il mondo. Questo dobbiamo chiudere, sottosegretario, un suo appello a questi baristi e ristoratori, diciamo, dissidenti, che quindi oggi anche senza seguire quelle che sono state le indicazioni delle categorie hanno deciso di protestare in questo modo. Guardi, la protesta è comprensibile. La protesta è comprensibile, non esagerino, non vadano contro legge, perché è andare contro se stessi, contro il loro stesso futuro. È sbagliato. Facciano le proteste, perché le proteste sono più che comprensibili, ma si fermino, non vadano contro la legge. Questo non potrà essere permesso e sbaglierebbero gravemente. Sottosegretario, io la ringrazio per questo collegamento, grazie come sempre anche per la franchezza con cui ci spiega quelle che sono le ragioni di determinate decisioni prese dal governo. Un saluto e buon lavoro a lei. Un saluto a voi. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta, facciamo un salto con la cronaca in montagna perché continuano ad essere ore difficili su molte strade della provincia di Belluno a causa delle copiose nevicate che stanno ostacolando la circolazione in alcuni tratti stradali. Sentiamo. Due muri di neve alti quanto il mezzo che sta aprendo un varco per liberare la strada. Questa è la provinciale 619 di Vigo di Cadore, chiusa in un tratto al traffico. Proseguono incessantemente i lavori di Veneto Strade per liberare le carreggiate invase dalle eccezionali nevicate delle scorse settimane, proseguite anche nelle ultime ore. A causa del forte vento con consistenti accumuli di neve sulla carreggiata sono chiuse la regionale 48 delle Dolomiti dal Passo Pordoi a Ponte Vanuzze, la provinciale 641 del Passo Fedaia, da Malgaciapela al confine con la provincia di Trento. Permangono le chiusure oltre la 619 di parte della provinciale 2 della Valle del Mis, la provinciale 5 di Lamosano, la 42 Cavallera in località Perarolo, la 422 dell'Alpago e del Cansiglio in località Ponte Maina e la provinciale 33 di Sauris dall'innesto per Casera Arazzo al confine con la provincia di Udine. Si ricorda per tutti i veicoli l'obbligo di circolare fino al 15 aprile muniti di pneumatici da neve o di catene a bordo. Ecco, torniamo ora a parlare della giornata di protesta organizzata da baristi e ristoratori. Per oggi, appunto, dicevamo con due diverse posizioni, quella simbolica degli esercenti che sono appoggiati dalle associazioni di categoria che questa sera accenderanno le luci delle proprie attività, e quella, abbiamo visto nel primo collegamento con il collega Lucio Zanato, dei cosiddetti dissidenti che hanno deciso comunque di aprire i propri locali con i clienti, rischiando naturalmente sanzioni sia il ristoratore che i clienti. Abbiamo ora in collegamento telefonico Erminio Alaimo, vicepresidente della FIPE Nazionale. Buongiorno Alaimo. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Mi dispiace che abbiamo avuto qualche problema con lo Skype, comunque la sentiamo bene anche al telefono. Allora, oggi è una giornata di protesta della categoria che sta dividendo comunque anche gli stessi baristi e ristoratori. Diciamo sì, c'è questa protesta che tutti noi ristoratori, baristi e vari esercenti sentono di doverla fare tutto quanto. Naturalmente noi come FIPE siamo contrari, vogliamo le cose legali che siano fatte come si deve. Concordo perché la lamentela è giusta e però dobbiamo seguire le prassi legali, okay? Perché non possiamo mettere mette i nostri clienti in moratoria, se non viene detto per la multa e tutto quanto. Ecco. Vogliamo però le regole molto precise, perché attualmente perché questa protesta? Perché la protesta è che i nostri politici parlano, però di fatto di realtà questi famosi ristoranti che ti obbligano a chiudere i locali non arrivano, o arrivano delle cose che non paghi neanche l'affitto. Ecco, quindi la vostra, diciamo, battaglia è quella soprattutto per ottenere dei ristori che siano congrui in qualche maniera alla perdita ovviamente conseguente alla chiusura. Ci sono dei locali che non sono proprietari dei locali, anche se fossero proprietari dei locali hanno dei mutui da pagare, va bene che sono stati spostati, ma il debito viene sempre allungato. Ma ci sono locali che hanno l'affitto da pagare. Gli affitti non è che il titolare la proprietà si abbia eliminati, ok? Sono gli affitti, qualcuno ti ha detto in mezzo di chiusura ti facciamo lo sconto del 50, altri ti fanno del 20, altri sono lì, però i ristori che stanno ricevendo i miei colleghi sono chi ha ricevuto 6.000 euro, chi ne ha ricevute dopo ne ha ricevuti altri 8, ma cosa fai? Non paghi neanche l'affitto, dipende naturalmente se un bar pagherà le 2.000-3.000 euro, ma se un ristorante paga molto di più.
Ecco Alaimo, lei che cosa vuol dire a quei suoi colleghi che questa sera hanno deciso di disobbedire aprendo comunque il locale? Io dico, la nostra situazione si sta attivando con il governo per fare in modo che siano delle regole molto più chiare, perché numero uno, nella ristorazione, a quello che ci risulta anche degli ultimi sondaggi fatti in Lombardia, che hanno mandato delle statistiche, che il contagio viene fatto soprattutto nelle case domestiche, e lì parlano dell'82%, anche del 92%. Del 92% tutti i locali chiusi, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. L'associazione sui ristoranti, insomma, in base alle grandezze che rispettano le regole, non può esserci. Ecco, questa decisione nel nuovo DPCM Alaimo, che prevede il divieto anche dell'asporto per i bar a partire dalle 18, è una cosa che vi fa ulteriormente, diciamo, preoccupare e arrabbiare? Ti fa arrabbiare logicamente, perché se ho degli affitti o del personale, perché il personale si è in cassa integrazione, però alcune spese, tante spese continuano a correre, perché forniture. Ecco, ultimamente hanno aperto, cosa è stato? Prima delle cose, 2 giorni, giovedì e venerdì, abbiamo aperto, eravamo tutti gialli, no? L'autorizzazione di aprile l'abbiamo avuto il giorno prima. Io con i miei locali siamo rimasti chiusi, ma come tanti altri, parlo come ristorante, come il bar sono rimasti aperti perché il bar fa presto aprire. Quando noi ci chiudono il locale, noi diamo i nostri magazzini, le nostre dispense che sono piene, e quei costi là chi è che se li paga? Perché lavoriamo con materia prima alle loro scadenze. Perciò non abbiamo aperto, alcuni hanno aperto e hanno lavorato moltissimo. I bar si ammettono che chiudono il 18, ma se rispettano le regole non esiste questo divieto, perché anche attualmente non ci sono controlli, però vede che alcuni bar aspettano le regole, alcuni li vedi che qualcuno entra, si toglie la mascherina e prende il caffè e non beve. Però credo che sono pochi casi. Però se le regole devono essere rispettate, facciamo rispettare. Se le regole non le rispettiamo, perché dobbiamo rimanere chiusi? Se i contatti sono fatti in famiglia, perché sono tutti chiusi, invitano la gente, che controlla le case, tante stazioni. Certo. Alaimo, lei come ristoratore, come rappresentante di una categoria così importante, così anche fortemente penalizzata in questo momento, come vede la crisi di governo, quello che si sta consumando in queste ore a Roma? È una crisi molto, molto, molto grave, perché in questo momento qua che abbiamo bisogno di chiarezze, di nuove regole, di nuove cose, Cioè, il governo non ci sta dando dei insegnamenti, pretendono da noi le regole, però loro non le rispettano. Le cose. Questa non chiarezza non è bella. Siamo qua che tendiamo. Certo, Alaimo, io la ringrazio, la ringrazio per questo collegamento, magari la prossima volta vedremo di perfezionare con lo Skype, così riusciamo anche a vederla e a sentirla meglio. Io la ringrazio intanto, buona giornata a lei e naturalmente a tutti i ristoratori che lei rappresenta e che hanno deciso quest'oggi, nel rispetto delle regole, di manifestare accendendo le luci del proprio locale, ma senza far entrare i clienti. Grazie. Allora, nel frattempo siamo in attesa di collegarci con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove tra pochissimo dovrebbe cominciare il quotidiano Punto Stampa del governatore Zaia. Dovrebbe esserci anche il virologo Palù quest'oggi a illustrare appunto delle importanti novità. Quindi rimanete naturalmente attaccati al televisore, perché tra pochissimo dovrebbe partire la conferenza stampa. Nel frattempo però sentiamo l'intervista al prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, che appunto ha parlato proprio di quelli che saranno i controlli che verranno messi in atto quest'oggi da parte delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative anti-Covid. Sentiamo.
Domani i controlli ci saranno, le forze dell'ordine vigileranno per far rispettare le regole e il DPCM. Chi intende aprire locali ai clienti rischia di essere sanzionato, così il prefetto di Treviso. Con l'invito a non perdere la testa, capiamo che il momento è particolare, però ecco, non è certamente attraverso azioni di forza o colpi di mano, di alzate d'ingegno che si risolve il tutto. Ecco. 2 manifestazioni, quella simbolica di Veneto Imprese Unite che chiede di aprire ma solo ai dipendenti per dare un segnale al governo, e chi invece aderisce all'iniziativa Io apro e servirà i clienti. Bisognerà valutare esattamente chi la fa di non incorrere in quelle che possono essere sanzioni, perché se vengono aperti i locali, ci sarà gente oltre l'orario, non è che le forze dell'ordine possono non vedere, quindi io direi di non aggiungere danno al danno e quindi si assumono un po' la responsabilità di quello che verrà fatto. Alla domanda se potrebbe essere al vaglio l'ipotesi di far riaprire i locali dopo le 18 in zona gialla, la risposta è chiara. È una richiesta che ci può stare, vanno valutate, ecco, perché oggettivamente i numeri che sono cresciuti in maniera esponenziale anche in questo periodo ci dicono che probabilmente ci sono anche altre fonti di contagio. E qui richiamo l'attenzione di ciascuno di noi, perché se non andiamo al ristorante perché non ci possiamo andare, ma poi facciamo le feste in famiglia, forse le abbiamo fatte in maniera non corretta, non è che abbiamo ricavato molto. Ecco, allora abbiamo alcuni aggiornamenti di cronaca, questo ci arriva da Treviso, ricorderete il caso della maestra anti-Covid di una scuola appunto del capoluogo della Marca che aveva espresso contrarietà all'uso della mascherina. Ebbene, è stata licenziata la maestra Novax, lei appunto... L'iniziativa di questa maestra aveva portato i genitori ad una protesta con tanto di sit-in davanti alla scuola lo scorso dicembre. Il contratto è stato risciolto dal Ministero dell'Istruzione dopo che la maestra era stata assunta con un contratto speciale dettato proprio dall'emergenza Covid. Quindi abbiamo questo aggiornamento. Ecco, vedo che è arrivato il governatore Zaia per il punto stampa. Andiamo quindi a Marghera. Ah sì, tutte tranne Filippo. Beh, benvenute. Buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo avuto un problema informatico rispetto al bollettino, ma abbiamo ricostruito almeno 2 o 3 parametri che è giusto che siano dati ai cittadini e nell'informazione. E in giornata spero che vi mandino, come avete visto già ieri sera hanno avuto problemi, è solo un tema informatico, cioè di piattaforma. I dati ci sono comunque. Allora, però i 3 dati che ci servono ce li abbiamo e sono rappresentati intanto dai ricoveri, che sono 3.158 totali. Dovete scusare, abbiamo 3 dati in tutto che abbiamo ricostruito con non poche difficoltà. E così distribuiti, così avete anche il parametro, 2.809 in area non critica, meno 60 anche oggi, 349 meno 2 in terapia intensiva. Vi ricordo che noi la punta massima delle terapie intensive l'abbiamo avuta dovete fare la foto? La punta massima delle terapie intensive l'abbiamo avuta il 31 dicembre, perché ormai tutte le date importanti si caratterizzano per il Covid, con 401 persone in terapia intensiva. E la direzione del calo, diciamo, è confermata da 15 giorni. Vediamo lo scenario, che non è uno scenario tranquillizzante, questo ci terrei che fosse diffuso anche come informazione. Faccio sempre il solito logoro esempio della dieta, ma che rende l'idea, no? Cioè uno si mette a dieta, tira, mangia poco e vede che il lago della bilancia comincia a calare. Ma se vede che il lago cala, se vuole calare deve continuare a restare a dieta. Se invece molla tutti i suoi freni, abbassa la guardia, la bilancia torna a salire. Noi siamo in questa situazione, siamo circondati da regioni che stanno crescendo. E questo è il dato epidemiologico oggi in questo momento. È evidente che noi abbiamo pagato un duro scotto in un periodo quando gli altri non avevano l'onda d'urto che abbiamo subito noi, ma è altrettanto vero che
se ci pensate, ci sono regioni che hanno fatto molte più restrizioni di noi. Quando noi avevamo la zona gialla erano regioni che si sono fatte 3 settimane di zona rossa, penso a Lombardia, e 3 settimane di zona arancione, piuttosto che il collega dell'Emilia Romagna 3 settimane di zona arancione quando noi eravamo in giallo, o il Friuli Venezia Giulia idem 3 settimane di zona arancione quando noi eravamo in giallo. Per oggi vediamo che nonostante queste restrizioni che fecero, c'è una ripresa dei contagi e delle ospedalizzazioni. Fra l'altro mi diceva, immagino che visti i parametri c'è il rischio anche che qualcuno entri in zona rossa. Allora, perché dico questo? Intanto perché il lavoro è un gioco di squadra, non è che il Veneto fa i salti di gioia perché magari qualcun altro è più in difficoltà. I salti di gioia li faremo quando nessuno avrà difficoltà. Vedete ad esempio che abbiamo il Sud che nella prima fase, abbiamo un sacco di esperti che sanno tutto, però nessuno sa spiegarci come mai nella prima fase di fatto il Sud non ha avuto diciamo, la pressione del Covid, e oggi vedete che abbiamo la Sicilia che chiede addirittura di essere messa in zona rossa, che carica diciamo, pazienti in terapia intensiva e ha ospedalizzazioni importanti, e così la Calabria. La Calabria 20 giorni fa in una riunione parlava di situazione tranquilla, adesso torna a crescere. Perché dico queste robe? Perché, come si dice, col Covid ogni giorno ha la sua pena. Invito tutti i veneti a non abbassare la guardia in virtù di questi 15 giorni di calo. Io spero che il peggio sia passato, però nessuno ce lo può garantire. Anche perché la storia epidemiologica europea ci dimostra il contrario, ci dimostra di comunità che pensavano di aver debellato il Covid, penso alla Germania, una per tutte, 1300 morti anche ieri o 1400 morti con 28.000 contagiati, o la Gran Bretagna con 58.000 contagi e 1500 morti, che pensavano di esserne uscite, invece nonostante le restrizioni dure, anche questo è un fatto inspiegabile, no? Per tornare sempre ai ragionamenti sulle restrizioni, la Germania è in lockdown, non in area rossa, in lockdown dal 16 di dicembre, ormai è un mese, e non vede risultati. Idem la Gran Bretagna, che addirittura parla di arrivare fino a marzo, e quindi ci sono degli aspetti inspiegabili. Io non so se dipenda dalla mutazione presente in quella realtà. Ad esempio sono convinto che la mutazione abbia pesato tanto nella prima fase. Di certo la Lombardia ha avuto un virus che ha pestato molto di più rispetto alle nostre zone, quindi vuol dire che qualcosa di diverso c'era. Continuo a dirvi che nei giorni nei quali il virus entrava a Codogno, entrava a Venezia. Venezia città dell'assembramento, dell'età media alta, eravamo in pieno carnevale, vi ricordate? Venezia non ha lasciato il segno che ha lasciato a Codogno e in quelle località dove c'è stata veramente una strage. Quindi, partendo dal presupposto che molte cose non sono ancora note, nonostante qualcuno capisca tutto di virus, io dico che è fondamentale essere prudenti, molto prudenti. Quindi restiamo dell'ottica che una rondine non fa primavera. Ricordiamoci che la strada è lunga perché? Perché dovremmo arrivare quantomeno a una deadline, che è quella sicuramente delle vaccinazioni, che ci aiuteranno. Guardate, qualche cittadino ci dice ma le vaccinazioni, ma serve o non serve? Guardate cari signori, se noi avessimo avuto a febbraio possibilità di vaccinare i nostri 30.000 ospiti delle case di riposo e tutti gli over 70, oggi non saremmo qui con questo bilancio di mortalità. E dall'altro noi dobbiamo arrivare alla primavera, cioè dobbiamo arrivare a maggio per poter chiudere questa partita, anche perché questo è un virus diciamo respiratorio che se comunque abbiamo già capito che poi va a scemare con la buona stagione. Detto questo, stiamo andando avanti ovviamente sempre con il nostro sistema di testing, quindi si sta continuando. Ovviamente l'incidenza avete visto che si è abbassata perché la positività sul totale dei tamponi oggi è dal 4 al 5%, questo è un altro buon segnale positivo. Basta, non aggiungo altro, ricordo che abbiamo oltre 3.000 persone, oltre ai ricoverati che sono 3.158, ne abbiamo oltre 3.000 persone curate a casa. Si parla tanto di assistenza domiciliare, vi ricordo che fra l'altro sono stati approvati anche i nuovi protocolli
per le cure domiciliari dalla Commissione e quindi che fra l'altro saranno sempre modificati, cioè, è stato introdotto il tema dell'idrossiclorochina, del cortisone, degli antibiotici, insomma queste sono robe da medici, non sono robe che mi riguardano. È stato approvato quanti giorni fa? Una settimana fa con un decreto e prima c'era un altro di piano. Questa è una postilla del piano attuale. Esatto, e dopodiché sarà sempre in progress, perché poi oggi ci sarà, diciamo, è una grande giornata perché verrà il professor Palù. Immagino che oggi si parlerà non solo di vaccini ma anche della vera frontiera, lasciatemelo dire, degli anticorpi monoclonali, perché questa è la vera sfida, immaginando che la cura fondamentale per la popolazione diventi poi che se ti prendi sto virus ci sia possibilità di somministrare l'anticorpo monoclonale, che oggi lo si fa per endovena con tutta una serie di difficoltà e tra un po' immagino già che sarà magari un farmaco più agevolmente somministrabile, magari si può prendere con delle compresse o con altre formulazioni. Io non aggiungo altro, vi dico che sulle terapie intensive oggi abbiamo un centinaio di posti liberi in Veneto. Quindi siamo passati, guardate, abbiamo avuto giornate che contavamo i posti sulle dita di una mano, diciamo i posti che avevamo attivato, ma quelli attivabili ce li avevamo, sto parlando di posti attivati, e oggi degli attivati, cioè di quelli che sono comunque con un letto, con un respiratore e pronti all'uso, ce ne sono un centinaio. E c'è ancora ovviamente più sofferenza in alcune realtà, penso al Veronese, e anche il Trevigiano, che però sta calando, è evidente che sta calando anche il Trevigiano, lo vedo dai dati, insomma si è passati da 27 persone in terapia intensiva nella piastra centrale a 20 persone in terapia intensiva. Voi capite che vuol dire una riduzione di quasi un terzo dei malati in terapia intensiva. Sull'area non critica è il vero dato, quando si cala come si sta calando in queste ore vuol dire che abbiamo una prospettiva di terapie intensive che sarà in calo fra 10-15 giorni, perché l'area non critica governa le terapie intensive, perché una percentuale statisticamente dei pazienti dell'area non critica finirà in terapia intensiva. Dei curati a domicilio abbiamo più di 3.000 persone, 3.000 cittadini del Veneto che hanno cure extraospedaliere, vengono seguiti, ossigenoterapia, i saturimetri, ne abbiamo distribuiti 40.000, ringrazio le USCA, ringrazio i medici di base, insomma tutti coloro che lavorano per fare in modo di venirne fuori da questa partita. Ecco, se volete vedere un dato, io penso che il merito che dobbiamo dare ai nostri medici, uomini e donne della sanità, sia quello che nonostante il numero bruttissimo e duro della mortalità sono riusciti a evitare il peggio, se così si può dire, perché penso che se non ci fosse stata questa sanità magari l'incidenza della mortalità sarebbe stata anche più alta. Ricordiamoci che noi abbiamo avuto un mese nel quale eravamo un vascello in mezzo al mare in burrasca con una forza del mare impressionante. Lo avete visto sul fronte dei ricoveri, lo avete visto sul fronte della mortalità. Passerei la parola a voi, il professor Palù arriva. Sì, scende e scenderà sì, perché arrivava a mezzogiorno e mezzo. Se avete delle domande poi alla giornata del professor Palù vi lascio con lui. Allora, Tosato, Pederiva, Marchiori, la collega è ok. Tosato, vai. C'è un veloce giro così poi lasciamo la parola al Palù. Grazie, buongiorno. Una richiesta e poi una cosa che arriva da lettori, da persone. Prego. La richiesta riguarda la collocazione in fascia. Oggi è giornata di riclassificazione. Ci attendiamo l'arancione, immagino. Penso lo diamo per sì. scontato. Ma guardate, sì, perché l'arancione è stata... Eccolo qui il professore. Ciao Giorgio. E grazie. Allora dicevo, a noi hanno attribuito una zona, diciamo, arancione, nonostante il nostro R-Conti sia stato e sia sotto l'1. Si parla di un 0,95, 0,96. Ci è stata attribuita la zona arancione in virtù del tasso alto di ospedalizzazione, che ricordo
oggi essere il sesto tasso di ospedalizzazione a livello nazionale. Ci sono 5 regioni che ospedalizzano più di noi, magari hanno numeri meno evidenti perché per la logica della popolazione, se hai 5 milioni di abitanti hai un numero assoluto, se ne hai 1 milione, 1 milione e mezzo, 4 milioni cala un po' di più, però i tassi di ospedalizzazione ci dicono questo oggi, no? Che abbiamo delle regioni che ospedalizzano più di noi, povere, cioè è successo anche a noi. Quindi insomma ce ne stiamo in arancione, sì, anche per le prossime settimane. Stavo finendo il ragionamento perché ci hanno attribuito la zona arancione e mediamente la zona arancione secondo quel protocollo delle zone dura 2-3 settimane. Quindi cercheremo di capire poi oggi nell'ordinanza del Ministro cosa ne esce. Ecco, l'altra cosa che, chiamiamola così, una supplica da parte degli informatori scientifici, farmaceutici, chiedono se possono essere anche loro ammessi alla vaccinazione in tempi brevi, ad esempio in Friuli sta avvenendo questo, perché loro vanno in giro per gli ospedali, per gli ambulatori, hanno contatti con i medici. Sì, guardate, riferisco. No, ma questo è sacrosanto come per le farmacie e comunque coloro che sono esposti. Abbiamo anche il tema degli odontoiatri, i dentisti. Considerate che noi stiamo procedendo con delle priorità, la prima priorità è quella degli ospedalieri e quella delle case di riposo e a seguire queste sono tutte categorie che assolutamente verranno vaccinate. Il Friuli però sta vaccinando con le nostre stesse categorie perché poi è un accordo nazionale sulle categorie. Prego. Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Sugli informatori scientifici sono stata preceduta. Ci sarebbe una richiesta di FAQ a proposito del rimessaggio delle barche, nel senso che scrive un lettore, Guido Zennaro di Martellago, se nell'incrocio tra provvedimenti statali e regionali si può consentire, come era successo durante il lockdown di primavera, il trasferimento fuori comune per raggiungere le imbarcazioni visto il periodo invernale? Sì, giriamo all'avvocato Botteon questo quesito e vedrà di trasformarlo in una FAQ. Perfetto, grazie. La domanda invece che volevo fare, tornando alla classificazione di rischio, stavo dando un'occhiata veloce ma in diretta non ho potuto approfondire molto al report appunto della cabina di regia. Mi pare di vedere che ci sono molte più indicazioni, non voglio usare il termine rassicuranti, ma insomma un po' meno inquietanti, ecco, delle scorse settimane, nel senso che su più parametri la valutazione di impatto viene definita moderata se non addirittura bassa rispetto ad altre regioni. Ne avete parlato nel corso del confronto per il Veneto? Sì, stavo guardando. Sì, però io non mi consolo, io lo so questo, però non mi consolo di questo, perché ho visto cosa accade e guardate che il cambio repentino di scenario con il Covid è possibile. Cioè non vorrei che i cittadini, io sono preoccupato del fatto che i cittadini non pensino che sia finita. Siamo in una traversata del deserto, abbiamo trovato un'oasi, c'è l'acqua, si può bere, ci rifocilliamo, ma ne abbiamo ancora un pezzo del deserto da fare, occhio, e non sapremo se troveremo un'altra oasi. Volevo chiedere se secondo voi questo potrebbe essere l'effetto di alcune delle restrizioni applicate anche nel periodo natalizio in virtù pure del DPCM governativo. È probabile, però è pur vero che tutti i fenomeni hanno un andamento, una curva a campana, no? C'è la fase di crescita importante, la stabilizzazione, il famoso plateau e poi si scende. È pur vero che noi prima di quelle restrizioni avevamo già dato. Ultimo flash, la protesta degli studenti medi, chiedono la riapertura delle scuole. Vorrei domandare se alla luce dell'ordinanza in vigore fino al 31 gennaio avete fissato una data per una valutazione su cosa succederà dal 1 febbraio. Ma io penso che sia sacrosanto che gli studenti chiedano la riapertura delle scuole ed è altrettanto vero che, l'ho detto io senza che nessuno protestasse il giorno che ho firmato l'ordinanza, che io la considero una sconfitta che trovarsi da governatore a firmare un'ordinanza per chiudere le scuole. Voglio ricordare che la feci il 22 febbraio un'ordinanza simile, chiusi le scuole, i teatri, i cinema, le chiese e anche il carnevale, e apriti cielo, no? Sembrava che fossi un esaltato. E io posso aggiungere, per fortuna che lo feci. E dico anche in questa fase, poi c'è il professor Palù che è autorevole rappresentante del mondo scientifico, che mi ha espresso anche le sue considerazioni prima dell'ordinanza, perché io mi devo confrontare, cioè io non ho gli strumenti, mi sono confrontato con la mia prevenzione e poi con uno scienziato come il professor Palù, ho letto dichiarazioni di altri esponenti del mondo scientifico, tutte le avete viste, no? Il professor Ricciardi, il professor Buglioni, eccetera. Allora, è sicuramente una sconfitta, però davanti a un tema di sanità pubblica non si può liquidare questa partita pensando che sia una questione
da zotici o da rozzi localisti, perché vi ricordo che l'ordinanza io l'ho adottata per primo, per carità, ho sta colpa, ma vedo che l'Italia mi è venuta dietro. Oggi immagino che ci siano 2 o 3 regioni che non hanno adottato ordinanze per le scuole, e questo è un aspetto che va a confermare il tema del rischio epidemiologico, perché poi, ripeto, professore, poi se riterrete ve ne parlerà, però siamo davanti a una comunità che rischia, che naturalmente, pensate all'ambiente confinato di un'aula, alla presenza di un positivo c'è il rischio che ci sia una sorta di link tra il positivo e il negativo, e poi si va a diffondere quello che sono le infezioni da Covid. I ragazzi non hanno nessuna colpa, e non accetto che si dica che si sono chiuse le scuole perché non siamo pronti con i trasporti. È inaccettabile, perché noi siamo assolutamente pronti. E ricordo anche che la situazione non era tranquilla, al punto tale che il governo stesso ha emanato un provvedimento prevedendo l'apertura delle scuole con il 50% di DAD, di didattica a distanza. Quindi delle due l'una, o c'è problema e allora lo affronti, allora se non c'è mi dovete spiegare perché ci dicono di mandare metà studenti a scuola, perché questo è il provvedimento del governo. Probabilmente qualcuno avrebbe protestato anche per il 50%. Allora il 1° febbraio cosa accadrà? Accadrà quello che è giusto che accada. Se non ci sono rischi si apre, se no si valuterà lo scenario, ma non compete a me. Cioè non è una decisione che prendo stando lì seduto sul divano a guardare la TV e dico va, domani sarò alle scuole. Finiamola con queste narrazioni che, posso dire, sono anche poco rispettose degli staff, dei tecnici che lavorano su questo. Io ho visto una narrazione per il Covid che non mi piace, che è sempre quella di far credere ai cittadini che la politica decidere chi fare l'iniezione, che pasticche dare, chi ricoverare, chi non ricoverare. Ma come si fa a far credere ai cittadini queste robe qua? Allora, chi offende queste scelte, sto parlando magari di professionisti che lo offendono i propri colleghi. Quando vedo medici che si lamentano non c'è programma, la politica non programma la sanità, no, la politica non programma proprio niente, la politica prende e delibera quello che i tecnici propongono. Non è che noi ci inventiamo le robe, anche perché non abbiamo la preparazione per farlo. Moscati, Marchiori, Pretolani, se non ci sono altri. Scusa, Radio Wellness in fondo, abbi pazienza. Sì, buongiorno Presidente. Io ho una domanda che mi viene posta da un medico che si è iscritto come medico e ha risposto al reclutamento dei 3.000 medici vaccinatori. Già un mese fa ha fatto la richiesta. Parliamo del Trevigiano, dell'Ordine dei Medici di Treviso, sì. E nonostante la sua offerta, le domande sono 2: quando verranno vaccinati e quando saranno chiamati? La risposta di Arcuri a riguardo dice che saranno contattati, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere imminente da quello che è dato a sapere, anche dagli incontri che abbiamo avuto col dottor Arcuri, cioè del famoso contingente di medici, vaccinatori e diciamo del personale anche infermieristico. Ci ha annunciato anche dei numeri, adesso c'è quello del 90. No, mi sembrava che avevamo una cinquantina per febbraio, poi andiamo invece con quantitativi maggiori aprile, maggio e giugno, insomma maggio e giugno andiamo sicuramente con quantitativi, a febbraio e marzo siamo a 50 e 50 più o meno, insomma questi erano i numeri, a meno che c'erano su una tabella. Però quindi da vedere. Dipende tutto dallo Stato centrale, non è una selezione nostra. Infatti chiedeva proprio perché hanno già fatto la richiesta all'Ordine dei Medici di Treviso, ma sono stati molto evasivi, mentre a Roma, diceva, sono già stati vaccinati per poter poi fare i medici vaccinatori. Non so. Io vedo che tutti vaccinano tutto, la verità è che i conti e l'anagrafe vaccinale noi ce l'abbiamo, qualcun altro no. Vabbè, grazie. Prego. Marchiori, dite sempre la testata perché io mi dimentico. Sì, buongiorno Presidente. Rete Veneto, Antena 3. Allora, una domanda che mi arriva da una telespettatrice
ha chiamato in lacrime, si è fatta portavoce però di altre famiglie. Il tema è quello degli ospiti delle case di riposo. Allora, questa signora ha detto che questi mesi sono stati difficili, ma che in particolare in questo momento gli anziani in questa casa di riposo, ma comunque la situazione è diffusa, più ampia, sono soli, non vedono nessuno, sono stati rinchiusi ancora a questo punto più dei mesi precedenti, piangono, alcuni di loro sostengono di volersene andare nonostante abbiano anche superato il Covid, ok? Quindi hanno superato il Covid, ce l'hanno fatta, non vedono nessuno. Si ritrovano a fare videochiamate una volta alla settimana, quindi non vedono nessuno, credono di essere abbandonati. La domanda è questa: quando saranno vaccinati, e li stanno vaccinando perché mi ha detto che stanno partendo le vaccinazioni, cambierà qualcosa o il destino di queste persone rimarrà pressoché lo stesso, perché c'è una disperazione proprio di base e sono tanto anziani e si sentono soli. Interviene l'assessore. Sì, Prego. grazie. Ma allora, guardate, c'è una varietà, perché io so che ci sono case di riposo che fanno entrare qualche familiare con il tampone rapido antigenico, sapete che noi avevamo messo nel piano di sanità, alcuni fanno le videochiamate, alcuni fanno la stanza degli abbracci, insomma con il vetro, gli incontri, quindi c'è un po' di tutto, chiaramente in base anche a quanto il virus è entrato in queste strutture. La situazione nelle case di riposo sta migliorando come l'andamento generale, quindi siamo fiduciosi che comunque insomma anche le strutture, ce ne sono già molte, alcune insomma che sono covid free, che quindi è già passato. Adesso capiremo e vedremo, e credo che anche il professor Palù saprà esserci utile dicendo se le persone vaccinate poi, se tutta quella popolazione vaccinata poi potrà anche iniziare un percorso diverso e quindi anche riaprire con più tranquillità quella che era insomma gli incontri, le visite che c'erano un tempo. Questo lo capiremo. Va bene, grazie. Prego. Se non avete altro. Prego. Pretolani, Radio Wellness e Nicolussi. Scusate. Buongiorno Pretolani, Telenuovo, una domanda sui numeri, torniamo. Abbiamo visto finalmente numeri in calo, quelli dell'ospedalizzazione, non bisogna far festa, non bisogna sottovalutare, minimizzare, questo ovviamente è chiaro. Ci sono però altri numeri che un po' inspiegabilmente, vista anche l'altissima qualità innegabile delle cure in Veneto, restano alti, quelli dei decessi. Com'è spiegabile questo numero di decessi così importante nella nostra regione secondo lei? Poi magari gireremo la domanda anche dopo al professor Palù. Guardate, io penso che dobbiamo avere intanto i piedi per terra e quando parliamo di Covid dobbiamo pensare che stiamo parlando di un fenomeno della natura, perché anche sta ottica sempre di pensare all'invincibilità è un'ottica che io non condivido. Quindi l'uomo può porre dei limiti alla natura, la può contingentare, la può rallentare questo processo, ma comunque ti passa addosso. Rispetto alla mortalità voglio ricordarvi che è una mortalità che condividiamo con molte altre regioni come tasso. Penso alla Lombardia che ha fatto 25.000 morti a 10 milioni di abitanti, noi abbiamo 7.800 morti con 5 milioni di abitanti. Penso alla Liguria che ha 1.200.000 abitanti, se non ricordo male, a 2.000, forse più vicina ai 3.000 morti che ai 2.500. Penso a Piemonte che ha passato gli 8.000 e ha 4.300.000 abitanti. Penso all'Emilia Romagna, 8.800 morti e ha 4.300.000 abitanti. La Val d'Aosta, il Trentino, cioè ci sono moltissime regioni che hanno avuto alta mortalità, anche più di noi. E questo, guardate, io la girerei la parola al professor Palù, ricordiamoci questa domanda. Cioè, il target della mortalità non è un elemento di valutazione della qualità della sanità, anche perché voglio ricordare che i nostri medici hanno preso in carico tutti i pazienti e questo va ricordato con non poche difficoltà. Perché un giorno c'è stata una domanda, ma Veneto è come Bergamo. No, noi abbiamo preso in carico tutti i pazienti. Infatti voi non avete fatto un articolo di giornale, un servizio televisivo nel quale avete raccontato la storia di un paziente rimasto a terra. E a differenza di marzo non abbiamo chiuso su tutte le prestazioni e a differenza di marzo abbiamo quasi 300 persone in terapia intensiva non Covid e abbiamo oltre 7.000 pazienti
nei nostri ospedali che non sono Covid. Quindi abbiamo tentato anche di mantenere in piedi un servizio sanitario in un momento non facile. Andate a vedere cosa è accaduto nelle altre regioni. Michela, prego. Radio Wellness e Nicolussi. Ce la fai ad avvicinarti? Grazie. Marco Lacava, Radio Wellness, buongiorno Presidente, solo un chiarimento riguardo la vaccinazione degli over 80. Ieri l'assessore Lanzarin riportava che si procederà con la convocazione della Corte del 41 a scendere, 40, 39, 38. Quindi il piano d'azione regionale prevede di vaccinare prima gli ottantenni e poi gli over 90, è corretto? Dagli 80 andiamo, sì. Quindi gli over 90, non saranno è la Regione Veneto, il piano nazionale, quindi noi stiamo seguendo il piano nazionale. Prego, Michela, grazie. Nicolussi Moro. Buongiorno, sono Michela Nicolussi Moro del Corriere. Buongiorno. Io ho bisogno di 2 chiarimenti tecnici. Prego. Allora, il primo mi pareva di capire che in questa nuova tornata di monitoraggio di riclassificazioni delle regioni non sia più tenuto in considerazione il parametro dell'incidenza, cioè il numero di positivi per 100.000 abitanti, ma l'ospedalizzazione. Sì, rischio. Allora, mi è parso di captare da parte soprattutto dei medici una preoccupazione, nel senso che si teme di intaccare la solidarietà tra regioni. Per esempio il Veneto ha dato un aiuto ad altre regioni nel ricoverare alcuni pazienti che non trovavano spazio nelle regioni limitrofe, mi pare di aver capito. È vero. Allora, nel momento in cui il parametro dell'incidenza sarà sostituito da quello dell'ospedalizzazione, il timore è che il tasso di ospedalizzazione possa crescere con l'accoglimento di pazienti dalle altre regioni e quindi possa falsare i dati. Questa è la prima domanda che pongo a voi. No. Perché la prima domanda rispondo, intanto il tema dell'immigrazione sanitaria è Covid e non Covid, perché comunque abbiamo una classificazione. Noi abbiamo recepito e preso in carico pazienti non Covid in maniera costante, considerate anche sul fronte dei trapianti che si è chiuso bene nel 2020. Sul fronte non Covid è più raro perché poi giustamente avendo noi gestioni separate, no? Dobbiamo salvaguardare la nostra potenzialità sul Covid, soprattutto in una fase emergenziale. Cioè se tu mi dici avete ospitato di recente persone in terapia intensiva Covid di altre regioni, no, a meno che non fossero catalogate Covid perché dovevano sottoporsi a un trapianto o altre prestazioni ospedaliere, ma erano semplicemente Covid perché magari erano positive. Ma noi non abbiamo portato a casa pazienti in questa fase Covid da altre ragioni. Quindi il Veneto ha ospitato, diciamo così, sì, abbiamo continuato a ricevere. Ci sarà qualche caso anche di Covid perché la prestazione ospedaliera era per altre. Certo, però sono arrivati per il altri Covid motivi. puro che mi arriva da intubare, eccetera, a me non risulta che in questa fase. La Cross non ci ha mai destinato. C'è proprio una gestione di questi pazienti a livello nazionale. Io non ho notizia che ci siano stati indirizzati pazienti. Da quali regioni sono arrivati? In generale i pazienti? Sì, i pazienti che abbiamo ospitato. No, un po' dappertutto, cioè da sud, dappertutto. Dappertutto. Okay. Nel senso che dipende, che so, se c'è il trapianto cardiaco piuttosto che i reni, i polmoni, cioè, dipende da che prestazioni sono state fatte. Okay. E l'altra cosa, volevo chiedere se fosse possibile, siccome adesso Arcuri dice che le regioni devono mettere a punto il piano vaccinale per la popolazione di massa, volevo capire se noi abbiamo già un elenco definitivo dei centri vaccinali, USL per USL, se potete... Da darvi oggi no, però ve lo forniamo. Un'indicazione di massima almeno. Sì, ma noi comunque pensiamo di approfittare di quelli che sono i punti a parte il tema dei medici di base e tutte le storie che sapete, ma soprattutto tutto dipenderà poi il prof ce lo dirà anche dall'evoluzione che avrà AstraZeneca su questo fronte, no? Perché la vera quantità noi ce l'aspettiamo da lì, semmai sarà autorizzato il 29 da EMA. E l'altro tema è che noi pensiamo di andare su fiere, palazzetti e quelle strutture
che abbiamo già utilizzato per i tamponi, se ci pensate, no? Quindi abbiamo già delle strutture collaudate e riconoscibili anche dal cittadino. Dice: io mi sono fatto il tampone lì a Zoppa Sarena piuttosto che alla Fiera di Vicenza, so che lì adesso fanno le vaccinazioni. Ecco, Ilaria Capo proponeva anche di utilizzare i teatri che purtroppo sono chiusi da un anno. Vabbè, ma sì, ma sentite, che sia un teatro, una fiera, un palazzetto, è sempre mura, riscaldamento e accessi, cioè non è che il teatro è bello, suggestivo da dire, però non è che cambia la storia della vaccinazione, cioè le facciamo dappertutto, ma le stiamo già facendo e le abbiamo già fatte nei palazzetti. Se si tratta di utilizzare il teatro perché vi è comodo che c'è un teatro che è facilmente raggiungibile, bene, però sapete la banalità, che magari io sono più pratico, se non ha parcheggio, per quanto bello sia il teatro, cioè, capisci che dei cittadini vengono a vaccinarsi, non a vedere lo spettacolo. Quindi bisogna che siano, logisticamente non deve esserci problema. Quindi vi state decidendo ora i centri vaccinali? Ma abbiamo già un'idea, sì. Le US hanno già mandato delle proposte, la nostra prevenzione li sta vagliando uno a uno. E più o meno quanti sono, si sa? Sono tanti, considerate che se noi avessimo i vaccini, questo lo dichiariamo senza problemi, noi per giugno, insomma per fine primavera, inizio estate, diciamo così, lo facciamo il giro di boa con i veneti, cioè non abbiamo problemi. Quantomeno sarà fatto il giro di boa nelle vaccinazioni per tutti quei veneti che sono fortemente esposti, che sono categorie fragili o che comunque hanno più titolo di essere vaccinati. Ci potrà restare il ragazzo 14enne, il 20enne, ma pensare che la fascia è quella che interessa gli ospedali, le ospedalizzazioni, le cure, sicuramente tutti vaccinati. Non parliamo degli over 70, quelli sono i primi. Grazie Michele. Io passerei la parola al professor C'è Palù. l'ultima domanda di Milva Andrioli. Ah, scusami. Buongiorno, Poi passiamo al Presidente. professor Palù. Sì, no, semplicemente visto che si è chiarito anche il calendario romano tra Camera e Senato del voto di fiducia. Possiamo parlarsi dei vaccini? Visto che abbiamo anche tempo. No, ho sentito il calendario. Invece lì la scadenza è proprio lunedì e martedì prossimi. Visto dal Veneto una crisi con numeri che per quanto ancora incompleti, magari oggi sui decessi, fa sì che ricordano che il virus circola ancora, ma questa operazione di distrazione politica fa sì che si sta perdendo un po' di vista quello che sta succedendo nel Paese. Commento del Presidente Zaia? Che noi siamo sostanzialmente orientati solo al Covid, nel senso che qui ci occupiamo solo di Covid, di certo non abbiamo la possibilità di permettersi divagazioni sul tema. A livello nazionale io penso che sia obbligo per il Presidente del Consiglio andare in Parlamento, perché l'interfaccia al Parlamento è dimostrare se ha una maggioranza oppure no. Poi sarà inevitabile che se non ce l'ha si andrà al voto. Punto. Se andrà al voto o il Presidente della Repubblica deciderà qualcos'altro, non lo decido io, ma il Presidente del Consiglio non può esimersi da andare velocemente in Parlamento, di non prolungare questa agonia e di dimostrare se ha i numeri oppure no. La caccia ai responsabili, intesi responsabili non i colpevoli, quelli che dovrebbero sopportare. Io sono obiettore di coscienza, quindi parlare di caccia con me. Professor Palù. Scusatemi la battuta, potevo presentarlo io. Scusa. C'ho l'onore di presentarlo e di cedergli il posto. No, grazie Carlo. Cedo il posto, se posso permettermi, se girerei la domanda sulle mortalità per prima, se posso, no? Poi il professor Palù ci parlerà dei vaccini, degli anticorpi, se ci sono novità, e una domanda la faccio io su AstraZeneca. Grazie. Cedo il posto proprio. Vai. Ci sia meglio. Ah sì, scusate, intanto che volevo dirvi una cosa. Fabio Franceschi, lo diciamo per i complottisti, ci ha regalato per le case di riposo 1 milione di mascherine, perché adesso fa mascherine. E fra l'altro ce n'è anche una versione con su scritto io sono vaccinato. E siccome le ha donate, e fra l'altro è qualche settimana le ha donate, penso che sia corretto dire che insomma ha fatto questa donazione di 1 milione di mascherine chirurgiche. Sono tutte in busta, sono 10 per ogni busta, e lui ha anche messo in piedi questa nuova linea. Eccola qua. Vediamo se magari te la metti. Ecco, ce la fai vedere? Sì, me la metto adesso, aspetta perché qua non c'è.
adesso, sì, scusate, non mi ricordo. Ferma, me la metto. Non si dica che Zaia va in giro senza mascherina. Facciamo così. Non si dica. Adesso ti voto un po' su di noi. Questa ce l'ha donata Fabio Franceschi, ha dato 1 milione. Le mando io. Beh, ve le lascio anche se volete girarle, scusate se ve le lancio così. Ma Presidente, lei è vaccinato? No, io non sono vaccinato. Allora no. No, avete ragione. No, è proibito qui in Veneto vaccinare chi non è di quelle categorie. Sì, hai ragione, c'è scritto. Quindi non mettetemi in foto, mettete la mascherina che è più bella. Prego, prof. Allora, buongiorno a tutti, ho accettato volentieri, vengo sempre volentieri a casa per la Veneta, quindi l'invito mi ha fatto piacere, ho accelerato la dipartita romana. Siccome l'altra volta mi si è attribuito una lezione accademica, ecco, vorrei essere invece più concreto, e se non le fate voi le domande le faccio io. Cioè le domande più frequentemente rivolte, le FAQ, magari le trovate anche nel sito dell'AIFA, stanno crescendo di giorno in giorno, saranno una cinquantina, quando abbiamo allestite le prime erano 34, adesso stanno crescendo, ma comunque se volete ve le faccio io, in modo che voi scegliete. Noi teniamo l'esame più che la lezione. No, nessun esame. Allora la domanda era sulla mortalità. Allora la mortalità, per chi ci ascolta, è quella di una popolazione generale rispetto a tutte le cause della mortalità, quindi per questa causa è lo 0,05%. Non è quindi neanche lontanamente paragonabile a quella che è la mortalità per le malattie infettive nei paesi di sviluppo. Sapete che la prima causa di mortalità è il cardiovascolare, gli incidenti, il 40%, i tumori, il 30%, e poi si scende. Quindi non abbiamo raggiunto ancora la mortalità dell'HIV, dell'AIDS e della tubercolosi. Però ecco, se invece parliamo di quanti morti per Covid, quella è la letalità, e come io penso di avervi già detto, comunque questa si misura in base a quante persone sono state realmente infettate. Realmente infettate vuol dire che hanno prodotto gli anticorpi, non tamponate, perché ovviamente non si riesce a tamponare tutti. Quindi sugli studi di sieroprevalenza che sono stati fatti sia in Cina, negli Stati Uniti, in Germania, in Islanda, l'Islanda è stata quasi tutta testata, si può calcolare che oscilli tra lo 0,25 e lo 0,50%. Allora, da noi avete già sentito che il Veneto paga un contributo minore delle altre regioni dove la pandemia ha colpito di più. Questo mi ricordo una mia intervista al Corriere della Sera, credo di avere anche spiegato le ragioni, a parte quella sociologica demografica, che la Lombardia è un'area metropolitana, noi siamo un'area metropolitana diffusa. Basta andare sul Visentin, guardate, o sul Grappa, vedete le luci del Veneto quando atterrate a Venezia. Però non abbiamo realtà come Milano, dove c'è una metropolitana, dove ci si affolla, capite? E non abbiamo avuto quello che è successo in Lombardia, perché fortunatamente il Veneto ha una sanità territoriale, con i suoi presidi territoriali, che non li ha smantellati come ha fatto la Lombardia, che in una, permettetemi, forse irragionevole o insana competizione tra pubblico e privato, questo è quello che è successo, poi l'hanno scritto anche i colleghi di Bergamo, l'ha scritto Remuzzi, dopo che mi ero espresso, in una competizione pubblico e privato hanno passato tutto per i pronto soccorsi, hanno ricoverato tutto in una fase in cui non avevano né dispositivi di protezione individuale, né mascherine né respiratori, e dimenticando la lezione della SARS, che è il cugino stretto, il COV-1, che in una settimana nell'ospedale universitario di Toronto ha fatto ben 250 infettati da un solo caso sorgente, un medico che era stato ad Hong Kong e si era infettato con un collega del Guangdong che veniva dal mercato di animali vivi, che l'ha infettato e l'ha portato. Quel virus circolava da 6 mesi e i cinesi non ce l'avevano detto. Allora il Veneto ha i presidi territoriali, ovviamente questa seconda fase è stata preponderante rispetto alla prima, ma come potete vedere, ecco,
non si è mai andato in saturazione delle terapie intensive. Quindi da cosa dipende la mortalità da Covid o la letalità da Covid, per essere più precisi? Beh, guardate l'età media intanto dei pazienti, perché spesso quando si fa questa narrazione statistica ci si dimentica di dare anche dati che sono fondamentali, cioè non solo genere, ma età. Quindi stiamo parlando di un'età media di 81 anni, quindi effettivamente sono i soggetti più gracili, quindi il morbo sta colpendo i più gracili. Quindi ecco le cause sono che probabilmente era un fenomeno limitato ad alcune regioni d'Italia. Sapete che il lockdown a cosa è servito, il lockdown generalizzato? A impedire la diffusione al centro-sud, ma poi se vi ricordate ci sono state le discoteche, i giovani purtroppo non colpevolmente, ma sono anche quelli che resistono meno a certe pulsioni, ma è comprensibile per una serie di ragioni, e poi il virus si è diffuso, ma questo è un virus pandemico. Mi pare che forse l'Antartide non sia stato toccato perché è popolato da qualche accampamento. Ecco, quindi oggi la situazione è diffusa. Se noi guardassimo, ecco, quando tutti faranno i tamponi rapidi, perché ormai li fanno tutti, ormai il Ministero l'ha deciso, vedrete se non saremo tutti arancioni o rossi. È vero che ci basiamo adesso non più sui complicati 21 parametri, ma ci si basi sull'R con T, che è in ritardo di 7-10 giorni, quindi rispetto. Però ecco, la cosa fondamentale che va osservata, ecco, in questa pandemia sono i 3 parametri critici, che sono i ricoverati in area medica, in rianimazione e i decessi. Ecco, questi sono inconfutabili. Ecco, quindi direi che, come ha già detto il governatore, insomma, i dati ve li ha dati lui, ve li ha snocciolati con molta precisione su quella che è la letalità nel nord Italia. Lo sentite? Altre domande al professor Palù, Giacomuzzo, Marchiori, Nicolussi, Tosà. Buongiorno. Intanto se poteva chiarirci i dubbi su, che ci aveva anticipato anche il Presidente peraltro, su AstraZeneca, e cioè in particolare se effettivamente la copertura, come pare, è minore rispetto agli altri 2 vaccini Pfizer e Moderna. La copertura o l'efficacia? Entrambe. Allora, su AstraZeneca, diciamo che AstraZeneca verrà valutata il 29 di gennaio dall'EMA o entro il 29. Come avete visto anche Moderna è accelerato di 2-3 giorni. Il CHMP la prende in visione. Devo dire che l'FDA, che è l'altro ente, è bene che sappiate che noi abbiamo degli enti di controllo, ma nessuno si domanda perché non vi chiedete perché i cinesi stanno avvicinando mezzo mondo, il continente africano, il Middle East, Centro e Sud America? Nessuno ha mai chiesto niente. Qua da noi si erge qualcuno a dire l'efficacia invece che il 95% è il 29%. Allora, veniamo ai problemi. L'FDA che cosa ha chiesto? Un implemento di indagini a AstraZeneca, perché AstraZeneca aveva condotto il suo studio in varie sedi, ovviamente, l'aveva condotto dove è più incidente il Covid-19, avendo come braccio di controllo il vaccino per il meningococco. L'FDA ha detto no, io voglio vedere il placebo vero e proprio come gli altri studi, che vuol dire la soluzione fisiologica. L'AstraZeneca poi aveva un altro problemino, altri 2 problemini, per cui anche l'EMA ha chiesto un supplemento di indagini, e sapete che il problemino era che in una certa coorte di pazienti, significativa coorte, perché AstraZeneca si è presentata anche lei con 40.000 tra vaccinati e placebo circa, ma in una quota rilevante si erano accorti per un errore che la dose dimezzata, la prima dose dimezzata associata alla seconda dose,
dopo 4 settimane, produceva un effetto significativamente superiore, si passava dal 60 al 65% di efficacia. E quando parlo di efficacia, in uno studio clinico randomizzato, controllato, in doppio cieco, controllo verso placebo, trattamento vaccino verso placebo, quello che bisogna fare è misurare qual è l'obiettivo principale: efficacia contro Covid-19, contro la malattia, non contro l'infezione. Quindi quando parliamo di efficacia vuol dire efficacia nel prevenire i sintomi della malattia, che poi deve essere documentata con test o serologico o di PCR. Quindi i sintomi li conoscete tutti, non mi dilungo. Quindi passare da un 60 al 90% è una differenza di 25%, quindi di 25 punti. Come si spiega? Inspiegabile. La spiegazione è stata data dopo, perché si era anche visto che non era omogenea questa popolazione di studio, perché la schedula, che vuol dire il cronoprogramma di somministrazione, il passaggio tra la prima e la seconda dose, in alcuni casi era di 4 settimane, in altri molto più lunga, addirittura 5 o 8 settimane. E capite che non è una presentazione molto organica, quindi è stato chiesto un implemento di indagine. Perché l'Agenzia del Farmaco inglese l'ha approvato? Perché gli inglesi sono pragmatici. Vi ricordate Boris Johnson all'esordio della pandemia, sostenuto da Sir Patrick Wallace e Richard Whitty, che sono il Chief Medical Officer e il Senior Scientific Advisor? Sono 2 là, qua da noi sono un mondo di virologi, no? Quindi gli era scappato l'idea: ma proteggiamo i vecchietti, e noi non c'è niente da fare. Avevano già visto quello che era successo in Lombardia, in Italia anche, no? Ha detto: proteggiamo i vecchietti e speriamo nell'immunità di gregge. E lì è stato assalito. Però questo sottendeva un ragionamento molto pragmatico. Noi non ce lo facciamo col nostro National Health System, 3.500 posti in rianimazione contro i 5.000 dell'Italia. Il Veneto aveva 500 posti e la Lombardia 500, un'altra, tornando alla mortalità da Covid, 500, 10 milioni contro 5 milioni di abitanti. Quindi loro con 3.500, quindi vuol dire 4 posti letto ogni 100.000 abitanti, non andavano da nessuna parte, meno della Romania, meno della Francia, meno di tutti. La Germania 35 per 100.000 abitanti. Quindi molto pragmatici. E molto pragmatici cosa hanno detto? Insomma, un vaccino che magari sia efficace nel 65-70%, più o meno come l'influenza, è meglio che lo facciamo, perché stanno guardando quello che sta succedendo da loro. Allora diciamo anche una cosa, che fortunatamente, noi qui martelliamo tutti i giorni con le statistiche, ogni giorno andate a vedere ma quanti oggi, quanti tamponi, più 2, meno 2, per più 19, più 10, più... Ecco lì li danno una volta alla settimana, però insomma il dato è chiaro, lì si sta espandendo molto più rapidamente che da noi, e anche in Germania, che se ricordate a febbraio-marzo aveva pochissimi casi. E la spiegazione era di natura sociologica, perché lì i rari casi infettati erano i giovani, ma i giovani non vivono in famiglia come da noi, abbiamo ancora i figli maschi in casa a 40 anni noi, sapete, no? Quindi è una diversa situazione sociologica. Allora, tornando all'AstraZeneca, quindi io credo che il 29 l'EMA dovrà valutare, perché l'AstraZeneca nel programma Arcuri, che oggi è stato upgraded, cioè è stato incrementato, era di 202 milioni di dosi, di cui ben 41 milioni di AstraZeneca, 50 milioni di Johnson & Johnson, 30 milioni neanche, 27 milioni di Pfizer, 10 milioni e 300 di Moderna, poi c'erano 50 milioni di CureVac, che è un'aziendina tedesca, anche lei produce un vaccino a mRNA, c'era Pasteur Sanofi con 40 milioni di dosi, e per arrivare ai 202. Quindi in larga misura però CureVac è indietro, sono ancora in fase 3, GSK ha già detto signori noi non ce la facciamo, prima di fine anno non arriveremo, Johnson & Johnson tarda primavera.
Quindi a noi cosa resta? Moderna e AstraZeneca. AstraZeneca, quindi io adesso non ho la sfera di cristallo, ma se voi mi chiedete, io penso che l'EMA dirà, gli americani l'hanno rimandati a fine di marzo, che l'EMA forse darà l'approvazione, perché bene o male, come dicono gli inglesi, ecco, per essere pragmatici, sapete che l'efficacia di un vaccino si misura come efficacy in inglese, che vuol dire quanto protegge, ma come effectiveness, che vuol dire la sua capacità di venire incontro alle esigenze della sanità pubblica. Effective vuol dire distribuirlo, costa 2 euro a dose contro i 18 e i 14 di Pfizer e di Moderna, non ha la catena del freddo, può subito essere distribuita, e poi gli inglesi in questo momento stanno facendo da cavia e quindi noi apprenderemo dagli inglesi se effettivamente, contrariamente a quanto dicevano gli studi, si può anche prolungare nel tempo. Però vi garantisco che agenzie come il CDC o l'FDA o l'NIH e anche l'OMS garantiscono che, insomma, se lo studio ha fatto le dosi con quella schedulo, con quelle concentrazioni, quello dovremmo seguire. Ecco, quindi non so se ho risposto. Comunque AstraZeneca io penso che il 29 o forse anche qualche giorno prima verrà data. Io ho rivisto, sia perché ho l'opportunità di vedere quello che l'EMA ci manda come AIFA, ho seguito i lavori, effettivamente non è così solida come gli altri, ma questo non lo, scusate, ecco, non vorrei, poi voi lo riportate, quindi cancello quello che ho appena detto. I dati della letteratura, quelli che sono pubblicati e anche quello che abbiamo in visione, ci fanno dire che ha, questo indubbio, un'efficacia inferiore a quello di Moderna, ma questo lo sapete anche voi, e di Pfizer, che viaggiano sul 95%. Però ecco, una rolling review, che vuol dire un'analisi che fanno in corso ad interim, stanno portando altri dati. Un dato che ho visto interessante di AstraZeneca, per esempio, che sono riusciti adesso, visto che stanno aumentando la casistica, a vedere anche la protezione sulla trasmissibilità, quindi se protegge sull'infezione, sembra che ci sia un'efficacia del 50% in un setting, che non è male, quindi protegge dall'infezione vuol dire che se proteggo dall'infezione posso pensare di darla anche ai superdiffusori o ai giovani. Ecco, si è visto che anche schedulando più in là, cioè posponendo la seconda dose invece che a 4 settimane più avanti, c'è sempre un forte richiamo della risposta. Io ho visto proprio l'altro ieri i dati sulle cellule memoria, quindi sapete che anche se non ci sono gli anticorpi, però circolano nel nostro sangue cellule che riconoscono l'antigene e poi producono gli anticorpi. Quindi anche quando c'è un tasso molto basso misurabile, non è detto che non siamo immunizzati o immuni, e questo avviene per molte infezioni virali, vi ricordo quella dell'epatite B per esempio. Quindi ecco, io credo che AstraZeneca abbia possibilità di venire, perché in questo momento abbiamo bisogno anche di un altro vaccino, oltre a tutto. A fronte di tre diversi tipi di vaccini che saranno disponibili comunque al cittadino, al Veneto, non sarà data la possibilità di scegliere uno o l'altro tipo, ovviamente, vero professore? No, la scelta è stata basata su criteri scientifici e anche di bioetica, perché guardate, mai come stavolta, io ho visto, perché ogni tanto partecipo alle riunioni dell'Accademia delle Scienze tedesca, si chiama Leopoldina, e sono un lettore della loro società di virologia, quindi ho tutte le loro carte. Mai come stavolta, in un'analisi che è stata ben pubblicata, diciamo, sia le esigenze etiche, che sono quelle di giustizia, di non discriminare gli altri, che sono quella di responsabilità, che magari ci compete rispetto ai vecchi che non possono decidere o ai giovinetti, e il principio di beneficenza, facciano sì, assieme alla valutazione scientifica che ci fa dire anche, visto l'effectiveness, non avremo tutti disponibili, chi dobbiamo proteggere? I più gracili, i più anziani, oltre a coloro che sono in prima linea, i medici. Quindi io credo che queste linee verranno seguite, ecco, quindi
magari dipenderà dalla disponibilità, ma non credo che ci muoviamo da quanto sia già stato scelto a livello centrale, non solo europeo, non solo americano, ma anche nazionale, e quindi le regioni mi pare che stanno... altre due domande, ma passo la parola o posso farle velocemente? Facciamo un altro giro. Plasma immune, professore, scusi, plasma immune, e poi l'altra cosa che le chiedo è se come può incidere la variante del virus sudafricana, se è vero che può essere resistente al vaccino. Queste due cose da chiedere. Allora, quando parliamo di varianti dovremmo dire, ecco, adesso si parla di variante inglese, sudafricana, ma il virus è cinese, Guardate che io lo dico, sembra che non sia politically correct dire che il virus è cinese. Il virus è cinese, ce l'hanno detto loro che è cinese. Allora, cosa succede? È già passato un anno, più aggiungete i almeno 4 o 5 mesi in cui non ci hanno detto che il virus circolava da uomo a uomo, i cinesi, e l'OMS non è riuscita in 3 commissioni che ha mandato a Wuhan a venire a casa con uno straccio di prova, né di sequenza, né di campione biologico, né di dati. Comunque le varianti sono una logica evento di qualsiasi virus, sia DNA che RNA, ma in particolare RNA, che si diffonde e che più un virus replica e più muta. L'RNA, forse ve l'ho detto l'altra volta, questo coronavirus, diversamente da HIV, da epatite C, da influenza virus, ha un enzima che corregge gli errori, quindi muta meno degli altri. Una mutazione per genoma al mese, che è molto poco rispetto agli altri RNA, però muta. E quindi abbiamo visto che rispetto a Wuhan abbiamo almeno 30 lignaggi. Cosa sono i lignaggi? Sono un raggruppamento di virus che dal punto di vista filogenetico sono distinti tra di loro perché hanno un progenitore comune, quindi ne avremo almeno 30 di lignaggi. Pensate che in Sudafrica ce ne sono 25. Ok? Quindi questo qua di cui parliamo inglese, B117 o quello sudafricano B2, non sono altro che varianti che sono naturalmente in corso e che circolavano, quella inglese nel Kent già a settembre, che non sono associate con maggior virulenza del virus, quindi con malattie più gravi o con aumento della letalità, assolutamente no, ma si sono viste che stanno sostituendo il virus che circolava prima, quindi stanno diventando quella prevalente. Addirittura gli epidemiologi hanno fatto un calcolo che questa abbia un 40% in più di contagiosità. Allora si sono sequenziate queste varianti, in Italia sequenziamo poco, ne abbiamo depositate circa neanche 1000, Regno Unito 65.000, 50.000 negli Stati Uniti. Sto proponendo, l'ho già proposto in AIFA, ma adesso che ci sia anche da noi un consorzio di gente che sequenza. Noi abbiamo molto efficiente lo zooprofilattico, ne ho parlato con la direttrice e quindi adesso creiamo un network e proponiamo un progetto di ricerca ad hoc, che questo è un servizio essenziale, ma non basta dire che è mutato, bisogna dire questo mutato è veramente più contagioso. Guardate che i dati che sono stati pubblicati non su riviste scientifiche ma su network, e adesso lo saranno ovviamente perché molti sono preprint, non hanno dietro una virologia. Che cosa vuol dire una virologia? Un fenotipo, una biologia. Cioè non si sono caratterizzati perché questi virus sono più contagiosi. Sì, c'è un'interpretazione, ve la dico subito. Allora, la variante inglese ha almeno 20 mutazioni su tutto il genoma rispetto al prototipo di Wuhan e a quello che circolava poi dopo Wuhan. E ne ha ben 8 sul gene S, che è il bersaglio degli anticorpi che vengono prodotti dal vaccino, indotti dal vaccino. Ecco, di queste, oltre alla 614 che è la modificazione, c'è stata un acido aspartico, è stato scambiato una glicina al posto di un aspartico, ha nella posizione 501 una tirosina al posto di una sparagina. Adesso non so, sto entrando nel tecnico, allora tolgo il tecnico, dico che ha ben 8 mutazioni, ma ne sono 2 importanti.
Una sul sito che lega il recettore, si chiama 501, che prima non si conosceva, che però è anche una variante sudafricana. C'è anche la vecchia 614, per cui invece ci sono studi di virologia, perché questa circola, è quella che circola in tutto il mondo, perché sono più contagiosi. Sembra appunto dagli studi precedenti perché si espongono meglio alla proteina e legano meglio il recettore. Tutto qua. Ecco, la variante inglese poi ne ha un'altra mutazione, 681 adesso, che facilita la fusione. Quindi un virus per entrare in una cella deve fare due processi: prima riconoscere il recettore, attaccarsi alla cellula, e dopo però per penetrare come fa? Questi sono virus che hanno un involucro che li riveste come le nostre membrane, quindi due involucri si incontrano, il virus deve avere una funzione che è quella di fusione, deve fondere la sua membrana con quella delle membrane cellulari. Ecco, questa seconda mutazione sembra favorire la fusione. Non sto a spiegarvi tanto il dettaglio. Che cos'ha in più la variante sudafricana? Ha sempre vicino al sito di attacco un'altra mutazione che non c'è in quella inglese. Sapete che il Sudafrica è la regione dell'Africa che ha più casi di tutti, è quella che ha anche una letalità significativa. Ecco, allora, mentre siamo certi che i vaccini e che i sieri dei vaccini, anche qui ci sono pubblicazioni che vengono preprint, cioè vengono inviate su un registro, tutti le possono guardare, però non sono accettate, non sono scienza, saranno accettate quando ci sia il vaglio di revisori che le valutano, però questi sono accessibili. E allora su questi lavori quello che sembra è che mentre gli anticorpi, e l'Università di Galveston nel Texas lo ha fatto e poi lo hanno fatto sia Moderna che Pfizer, hanno preso gli anticorpi, i sieri dei vaccinati, e vedono che neutralizzano le varianti. Quindi le varianti sono neutralizzate dagli anticorpi. Perché sono neutralizzate? Perché loro sono, questa è una molecola molto grande, quindi ha 1850 aminoacidi, quindi molto lunga, e la porzione che lega il recettore è molto piccola, quindi è una regione di 20 aminoacidi. Quindi immaginate, quando si inducono anticorpi sono contro tutti gli epitopi della proteina, varie regioni. Ecco perché sono ancora efficaci i vaccini, quindi non basta una singola mutazione, come è vero anche per l'influenza. Ecco, allora non abbiamo dati sulla variante sudafricana. Se dovessi dirvelo, ecco, sentendo proprio ieri AstraZeneca mi hanno detto che effettivamente loro l'hanno provato in una ventina di soggetti e sembra che ci vogliano, insomma, titoli più elevati per neutralizzarla. Comunque anche questa dovrebbe essere neutralizzata. Ecco quello. Quindi varianti ne avremo. Come si formano le varianti? Più un virus replica, più fa errori e più muta, anche se ha l'enzima che li corregge. Questo dove avviene? In tutto il mondo. Ma dove può avvenire di più? Avete presente quei soggetti che hanno sempre positivo al test molecolare? Vabbè, quelli sappiamo che sono falsi positivi dopo 32 cicli di amplificazione. Lo sa benissimo anche il presidente Zaia che ve lo spiega. Però ci sono dei casi in cui il virus persiste. Chi sono? Gli immunodepressi. E dove il virus persiste, replica di più e muta di più. Quindi questa è un'interpretazione. Cosa può succedere? Può succedere che se noi arriviamo con una pressione selettiva sul virus, qual è la pressione selettiva? Beh, soggetti immunodepressi vengono trattati con trasfusioni di sangue o con anticorpi monoclonali e questi possono selezionare le varianti. Quindi così pure come persone vaccinate hanno gli anticorpi, possono selezionare le varianti. Quindi è un fenomeno ineludibile. Però una cosa è certa, che un vaccino come quello a mRNA, che si fa con biologia sintetica, con sintesi di questi mattoncini che sono i ribonucleotidi, no? E lo si è fatto perché Moderna lo ha fatto in 10 giorni dalla pubblicazione della sequenza. Tutto il resto è il tempo regolatorio che si è dovuto per validare gli studi, per fare gli studi,
per almeno vaccinare 40.000 persone, prima in fase 1 per vedere la dose efficace che induceva gli anticorpi, poi se c'erano effetti tossici, poi l'efficacia vera e propria. È già passato agli enti regolatori. Quindi la tecnologia oggi è tale, in una settimana o 2 potremo allestire un nuovo vaccino. Quindi quello che dico è fidatevi della scienza, fidatevi della virologia, perché il fatto che siano arrivati questi 2 vaccini, che siano efficaci nel 95%, che gli anticorpi che vengono indotti dalla vaccinazione ci proteggono dalle varianti, ma che nel caso insorgesse un'altra variante saremmo in grado di avere un vaccino a disposizione. Ecco, quindi questo è quanto è bene sappiate. Per quanto riguarda noi, penso che oltre alla sorveglianza virologica, che è importante, e sono a Roma anche per questo, quindi dovremo continuare a monitorare quello che avviene nel virus, ma anche nel nostro sistema immunitario, cioè valutare, e il Veneto ha appena iniziato una sperimentazione di vedere qual è la situazione basale pre-vaccinazione, e poi partirà con il dopo. Quindi volevamo fare una sorpresa un altro giorno. Basta, scusa. Posso chiedere una cosa sulla scuola, per favore? Ecco, allora, venendo qua ho letto un lavoro preprint, uno di quelli che è messo in un registro, che sembra dire che effettivamente ma non impatta molto l'apertura delle scuole. Allora vi dico, come sempre, gli studi clinici anche epidemiologici non sono, la medicina non è una scienza esatta come la chimica o la fisica, quindi uno studio che dimostri l'impatto, non so, di un'infezione sull'uomo o di un farmaco o di un vaccino richiedono sempre tempi molto lunghi. Avete visto con i farmaci l'idrossiclorochina? Io ho letto almeno 5 lavori, sono 2 inglesi, uno di Reggio Emilia, uno di Torino, e quelli 2 inglesi sono interessanti, un lavoro l'ho pubblicato anch'io, ma questi 5 che vi riferisco sono andati a studiare la coorte dai 12 ai 21 anni e l'hanno comparata con il resto della popolazione e hanno visto che in questa c'era un'incidenza maggiore. Allora adesso uscirà, c'è anche un lavoro che dice che non è vero, però il dato certo, è che l'apertura delle scuole non vuol dire tanto esporre gli studenti al rischio, vuol dire mettere in circolazione da 8 a 10 milioni di persone con mezzi pubblici e l'attività che si fa pre e post scuola. Quindi è come dire, si smette un lockdown praticamente, perché quando abbiamo fatto il lockdown c'erano anche le scuole. E se vi ricordate, dopo 15 giorni si era raggiunto il picco e il picco è cominciato a scendere. Quello che io ho scritto nel mio lavoro era che con l'apertura delle scuole, che è cominciata il 14 settembre in 15 regioni e il 24 nelle altre 5 regioni e province autonome, ha coinciso con al 1° di ottobre con un incremento esponenziale dei casi, esponenziale. Quindi è un fattore che va considerato. Allora, ma il fattore vero da considerare, oltre agli altri lavori, ma vi ho detto quella che è l'efficacia dei lavori, quindi magari lo scopriremo bene perché bisognerà fare degli studi approfonditi, magari su coorte selezionate di studenti per età e per ambiente. E quindi questi non sono ancora approfonditi, però se dovete, quello che è un approccio di tipo cautelativo e di prudenza impone, perché anche negli Stati Uniti hanno fatto così, impone, e in altre regioni, guardate, perché la Germania ha deciso, perché il Regno Unito, perché la Francia. Allora, non siamo solo noi, quindi ovviamente questa osservazione non è sfuggita, quindi se anche la medicina basata sulle prove la avremo magari tra un paio d'anni o ancora degli altri studi, però oggi cosa ci dice la ragionevolezza e il buonsenso? Di essere prudenti, ok? Bene, a questo punto io avevo in nota Nicolussi, poi Marchiori, poi Tosatto, poi Moscati, poi Prigioni, poi lei e poi. Cominciamo con calma.
Prima Nicolussi. Allora professore, sarò rapida, le pongo 2 domande che si stanno ponendo anche tante. Io devo essere altrettanto rapido. Grazie, perché come vede è molto pubblico. Allora, 2 domande che sono molto diffuse tra le persone, e cioè che differenza fa tra gli anticorpi monoclonali e il vaccino? E la seconda, visto che ci sono diversi tipi di vaccini e uno non può scegliere, possiamo spiegare alla gente che differenza c'è tra Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, che almeno sono i primi 3? Grazie. Cerco di essere lapidario. Gli anticorpi monoclonali sono terapia, anche se sono anticorpi, che è la stessa arma che viene usata dai vaccini. I vaccini inducono gli anticorpi ma prevengono la malattia, io direi anche l'infezione, perché i vaccini che conosciamo, i più efficaci, prevengono tutti l'infezione, tipo il morbillo per esempio, la rosolia, la parotite, e guarda caso hanno l'efficacia che hanno questi 2 vaccini qua. Quindi monoclonali sono terapia e i vaccini sono infezione, vanno dati però, quindi essendo degli antivirali, un concetto generalissimo, gli antivirali sono efficaci, ecco perché certi studi non dicono ancora la verità ma la capiremo più avanti, se dati entro le prime ore dall'esordio dei sintomi, perché poi un antivirale non è più efficace. Questo vale per l'influenza, per l'epatite B, per l'epatite C, per l'herpes simplex, per il citomegalo, per tutti i virus. Quindi vanno somministrati presto. E vi do una notizia che do al Presidente, a cui l'avevo già comunicata, che ieri in Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha fatto approvare l'uso, una ricerca con i monoclonali, il Ministro stamattina l'ha autorizzata, quindi la trovate nel sito dell'AIFA, quindi anche l'Italia, come la Germania, come altre regioni europee. Sapete che l'EMA non li ha autorizzati, li ha autorizzati gli Stati Uniti, l'FDA, l'Italia partirà con un progetto di ricerca, confronteremo Lilly e Regeneron, che sono Regeneron quello che ha trattato Trump, e Lilly quello che è in circolazione, i 2 anticorpi monoclonali, e questi saranno una risorsa anche per quello che ho visto il Veneto sta proponendo in maniera molto giusta, di curare i pazienti a casa, perché se noi li curiamo a casa non intendiamo i pronti soccorsi. Arrivo alla seconda domanda, la differenza tra i vaccini. C'è anche Verona in questo progetto? Prego? C'è anche Verona in questo progetto di ricerca sugli anticorpi monoclonali? No, è aperto, ha una settimana di tempo per applicare, tutti possono applicare. Questo è importante. Ecco, ma quindi il Veneto ci deve essere. Questo è sempre logico. E questo è stato uno sforzo anche veneto, se posso dirlo. Allora, le differenze. Le differenze sono le piattaforme tecnologiche. Noi parliamo Moderna, Pfizer, CureVac, sono RNA messaggero. Cos'è l'RNA messaggero? Una molecola informativa che ha una vita molto breve. Moderna ci lavora da 10 anni. Cos'è AstraZeneca? AstraZeneca è lo stesso vettore che è stato usato per il vaccino di Ebola. Si prende un virus innocuo di solito, ma lo si rende ancora più innocuo con manipolazioni genetiche, quindi lo si depotenzia. Perché un virus? Perché i virus sono il miglior sistema di trasferire l'informazione genetica, perché sono evoluti con l'uomo in milioni di anni, sono parassiti obbligati, hanno la necessità di trasferire quale informazione? La loro prima di tutto, no? Che è quella di replicarsi. E quindi se io gli metto dentro un pozzettino di un gene, che è quello della proteina S, è il miglior sistema, veicolo per trasferimento di geni e quindi per l'espressione. Quindi sono vaccini basati su vettori virali, quindi vedete la virologia cosa fa? Si adatta a fare appunto questi vaccini. Poi ce ne sono altri più classici che restiamo su questi, professore, perché volevamo capire. Basta questo. Sì. Allora, perché sono più efficaci quelli di Pfizer? Sappiate che mentre nei vaccini di Pfizer abbiamo già un'esperienza, perché è stata provata in altre tipo di vaccinazioni, l'ultima dove è andato lo stesso vettore che è l'adenovirus del raffreddore dello scimpanzé, modificato per non essere replicante, cioè fa solo un ciclo di replicazione, entra, infetta la cellula e fa trascrivere l'RNA. Ok? Quindi questo è già stato usato come vaccino di Ebola, e vi ricordo che il percorso allora fu un percorso accelerato, ma non così accelerato,
questo è durato 10 mesi, quello durò poco meno di 2 anni, ma mai si era arrivati a 2 anni, perché un vaccino, come i farmaci, di solito si mette dai 5 ai 10 anni per essere approvato. Questa volta ci sono rolling review e interim analisi e si sono raggruppati tutti i soggetti. Quindi su AstraZeneca abbiamo già un'esperienza sull'uomo, dove? In Africa occidentale e nella Repubblica Democratica del Congo. Sono stati vaccinati con efficacia. Grazie. Marchiori, poi Tosato. Sì, buongiorno professore. Allora, riallacciandomi a quanto detto con la collega, i dubbi dei telespettatori, che ovviamente non masticano di materia come nemmeno io mastico, ma sono: perché un vaccino piuttosto di un altro? Cosa cambia? A parte la questione tecnica, la conservazione, quello che sappiamo, ma è possibile riuscire a spiegarlo in maniera semplice, in modo da farlo capire e eventualmente anche andare a dare un'assicurazione in più e togliere eventuali timori di chi ci ascolta? Io lo spiego, ma i telespettatori, ecco, bisogna che capiscano che qua è l'emergenza e l'urgenza che dice quale vaccino. 1, quello che viene prima; 2, quello che è disponibile, capite? E 3, ovviamente poi ci sono dei comitati che valutano ovviamente le assegnazione delle priorità. Ecco, questo quindi non è che il soggetto può dire io mi scelgo questo o mi scelgo quell'altro. Anch'io avrei una preferenza e ovviamente non ve la dico, ma non si può fare, quindi ricordiamoci che questa è un'emergenza che per la prima volta nella storia della medicina si è arrivata con questi tempi, e si è arrivato perché? Per far fronte. Ecco, poi un'altra domanda. L'infettivologo Galli ha rilasciato in un'intervista una dichiarazione in cui ha detto: stanno vaccinando chi è già guarito dal virus, sono fuori di me. Precisamente ha scritto: più di 2 milioni sono in Italia guariti dal Covid che sanno di esserlo. Nessun dato scientifico sostiene l'immediata necessità e la sicurezza del vaccino nel loro caso. Nei guariti non va quindi praticato, almeno fino a che non ne sapremo di più. Ecco, mi dà lo spunto per dire 2 cose. 1, sicuramente non sono in priorità, però bisognerebbe che ci fosse un test serologico che accerta, ed oggi abbiamo la possibilità di test serologici, tipo quelli che lo dirà il Presidente, che sono assimilabili a un test di neutralizzazione vera e propria, che si fa in laboratorio, che ci si mette 4-5 giorni, in laboratorio BSL3, che si fa a Padova, nel laboratorio che ho attivato io ancora più di 20 anni fa. Ecco, quindi c'è un dato interessante invece in merito. Una delle preoccupazioni, sono io che vi faccio la domanda, ma se io ho già avuto l'infezione, oppure se mi vaccino prima e poi ho l'infezione, non è che avrò una malattia più grave se la prendo? Si chiama enhancement, aumento dei sintomi, che di solito è dovuto, si chiama antibody mediated enhancement, AME, è dovuto, e si era visto col vaccino della Dengue. Sapete cos'è la Dengue? È un flavivirus che ha la potenzialità di infettare almeno 4 miliardi di persone, equatoriale, ogni anno sono un 50 milioni di persone infettate, 500.000 vanno in ospedale, 50.000 muoiono. Sanofi Pasteur aveva fatto un vaccino che ha ritirato. Perché? Perché di Dengue ce ne sono vari serotipi, e quando si vaccinava con alcuni poi uno si infettava con un altro e aggravava la malattia. Allora si era detto anche questo, e non so se paventasse questo Galli, ecco, c'è questo rischio. Ecco, vi posso garantire che questo si era visto in modello sperimentale nei macachi infettati col virus della MERS e con il vaccino in alcuni casi. Ecco, il dato interessante è che anche qui abbiamo visto centinaia nei vari studi clinici con tutti e 3 i vaccini di cui stiamo parlando, che si sono o che erano infettati prima che hanno fatto il vaccino, nessuno ha avuto un peggioramento, quindi non c'è rischio
Ecco, quindi l'antibody dependent enhancement in questo caso, almeno nei dati studiati finora, non si è verificato. Quindi cosa può succedere? Beh, che se ho avuto già e sono guarito, mi do un altro boost, un altro stimolo ulteriore e aumento la mia risposta immunitaria. E se ce l'ho in corso e non lo so? Prego? Se ce l'ho in corso e non lo so? Ma credo lo stesso, se ce l'ho in corso non so, può succedere di tutto, io ce l'ho, io ho appena fatto il tampone adesso, l'avevo fatto 6 giorni fa, sì, apparentemente non ce l'ho, potrei averlo, perché metta che l'abbia preso una finestra di 1 o 2 giorni, sono in quella finestra, ce l'ho, io non mi preoccuperei affatto, ecco. Ok, un'ultima domanda che riguarda un caso particolare, una nostra telespettatrice di 74 anni con herpes zoster e porpora, chiede se può farsi il vaccino perché ha avuto 2 opinioni contrastanti da parte di 2 medici, uno ha detto di sì e uno ha detto di no. Allora, il buonsenso medico e la vecchia pratica clinica direbbe che se io ho un'infezione in corso, se ho la febbre non mi vaccino, ma questo lo trovate anche nelle linee guida. Se ho avuto un herpes zoster, intanto oggi c'è un vaccino efficacissimo contro lo zoster che dovrà arrivare anche in Italia, che io mi sono vaccinato, si chiama Shingrix, è un vaccino ricombinante fatto con una proteina ricombinante, ecco quello che fa la GSK Sanofi con la glicoproteina è efficacissimo, 90%. Se questa ha delle recidive, ma lo zoster recidiva 1 o 2 volte, non è che recidiva sempre, quindi se è lontano non c'è nessun problema. Grazie mille. Tosato, poi Moscati, poi Prigioni, poi Pederiva, poi... ecco, lei doveva farmi una domanda che io ho posposto perché mi ha chiesto martedì. Io non sono... allora aveva lasciato si era prenotata, ma... Vediamo se riusciamo a cavare un ragno dal buco sul fronte dell'approvvigionamento e della distribuzione. Allora, ieri ho sentito 2 valutazioni su 2 versanti che mi sembrano abbastanza importanti. Un fisico medico, Paolo Giordano, afferma: secondo il cronoprogramma indicato da Arcuri, per rispettarlo, cioè per arrivare entro settembre alla copertura completa della popolazione, dovremmo praticare circa 390.000 iniezioni al giorno. Siamo a 60.000. Dice: di questo passo ritengo improbabile centrare il traguardo. Dall'altra parte, sua vecchia conoscenza, il professor Andrea Crisanti, dice: mai si è visto praticare una vaccinazione di massa nel mezzo di un contagio galoppante. O blocchiamo la trasmissione o almeno la freniamo in modo significativo, oppure la R+T aumenterà l'esigenza di copertura, ci vorrà un'immunità di gregge. L'immunità di gregge sarà consentita solo con una copertura al 90-95% e a quel punto bisognerà rendere obbligatorio il vaccino. Riassumo e ricapitolo in 2 parole. Crisanti è sempre un po' confuso, ma anche lei mi sta... Anch'io ho dato il mio contributo, però insomma per... No, comunque battute fatte. Ho capito la questione. Lei ha compreso perfettamente. Allora cerco di essere sintetico. Allora, alla prima domanda, sì, è vero, anche l'OMS dice che di questo passo probabilmente si arriva, abbiamo che passi tutto un anno per arrivare al 60-65% della popolazione della copertura. Io credo che noi potremo arrivare con questo ritmo, vaccinando 12 ore, il sabato e la domenica, a 150.000 vaccinazioni al giorno, ma si può anche crescere di più. E vi ricordo che anche ieri, l'altro ieri, anche il Ministro ha fatto un accordo con i farmacisti, ma soprattutto io direi che sono i medici in medicina generale, sono 40.000 in Italia, che dovrebbero intervenire, e se fosse necessario anche gli specializzandi. Importanti le farmacie, ma le farmacie sono importantissime per la diagnosi, soprattutto adesso che abbiamo i tampioni rapidi,
collegate con un sistema informatico, quello è fondamentale, perché la diagnosi anche per la terapia, quella a cui accennavo entro le 72 ore, serve a diagnosi rapida. Quindi potremo incrementare. Ecco, il vero problema è, lei ha posto giustamente la questione, uno è l'approvvigionamento, il procurement, l'altro è il supply, che sono le forniture. Quindi le forniture, io vi ho già descritto, sono arrivate a 220 milioni, nel senso che è riuscita la Merkel, ha dato un nuovo stabilimento a Marburg alla Pfizer, quindi la Pfizer aumenterà i suoi dosaggi. Posso dire, anche lo dico perché conoscendo il vicepresidente di Moderna, anche il nostro ministro l'ho messo in contatto, Moderna ci darà altri milioni di dosi, ma non lo può dare adesso perché è una biotech e quindi ha dei limiti della produzione, ecco, quindi come avrete capito tutti è AstraZeneca l'unico che può arrivare rapidissimamente e può cambiare le cose. Ecco. Poi le altre sono questioni organizzative. Io penso che se i farmacisti vaccinano nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia fanno anche tutta una diagnostica per vecchia tradizione, io penso che siamo in grado di organizzarsi. Il Veneto molto meglio di altre regioni perché ha i centri di vaccinazione e il Veneto è la prima regione che ha aderito a quella proposta, non mi ricordo se siamo nel 2002, dell'Europa, dell'obbligo vaccinale. Perché? Perché era quella che vaccinava di più e poi perché era l'unica che aveva il registro vaccinale. Poi ci sono arrivati gli altri, guardate che ci sono ancora il 40% delle regioni, soprattutto il centro-sud, che non hanno un registro vaccinale, segnano. Quindi voglio dire, questo è un problema generale. Il Veneto credo che non avrebbe nessuno di questi problemi. L'unica cosa qua è il supply adesso. Quindi torniamo alla seconda domanda invece. Mi perdoni, no, restiamo un secondo sulla prima. Cercavo di essere dunque, il traguardo indicato da Arcuri entro settembre è reale? No, non le chiedo. Mi vuol far dire una che era un po' ottimistico? No, guardi, non voglio, però credo che lei non possa indovinare il futuro, immaginare quello che succede, ci sono delle varianti, le abbiamo detto, ma è un traguardo realistico oppure oggettivamente dobbiamo spostarlo un po' più in là? Io devo restare su quello che dice il Ministro. Il Ministro adesso si è accaparato al momento 220 milioni di dosi. Dopo non sta a me entrare in questo merito, ma certo si è reso ben conto che lui, diciamo, Speranza con Spam va molto d'accordo, ma ecco anche le aziende produttrici ovviamente hanno l'interlocutore, sapete, nell'EMA. Nell'EMA ci sono 7 referenti, che c'è anche un italiano, per fare in modo che tutti abbiano quello che è giusto in base alla popolazione. Noi abbiamo il 13,45% e top. Però se l'esigenza, visto che la Germania va per i fatti suoi, che ci sono già accordi multilaterali tra Francia, Germania, Italia, Spagna, si valuterà, non compete a me, se c'è il caso di fare come ha fatto Israele, come fa la Germania, di accedere in maniera multi-unilaterale a più dosi. Ecco. Quindi bisogna fare il possibile per arrivare quanto prima. La seconda domanda, le dicevo, sì, non ho capito dove vada bene a barare, quindi voleva forse dire che adesso bisogna fare il lockdown perché adesso dobbiamo bloccare tutto, ma è quello che si sta facendo. Mi pare che il Veneto, pur avendo i numeri, ha voluto diventare, insomma non voglio prendere il tuo lavoro, Presidente, ha voluto diventare, quindi questa vuol dire cautela, vuol dire responsabilità. Che cos'è questo se non responsabilità? Poi ecco, il 95% non so cosa volesse dire della popolazione vaccinata, non possiamo vaccinare perché siamo dentro la pandemia, no, ma perché? E chi lo dice? Anzi, questo ci dovrebbe spingere di più, insomma, io non trovo razionale, ecco, come, se mi permette, ma visto che mi volterà, avete citato Galli e Crisanti, e mi pare che sono i due che come Doji pretendessero di sostituirsi all'EMA, all'FDA, cioè sono loro che valutano la trasparenza dei dati? Punto di domanda?
Chi è che la valuta? O non sono centinaia di scienziati terzi che svolgono questo ruolo? Non sono le riviste scientifiche che ci hanno già detto tutto? Ecco, allora o crediamo alla scienza o non ci crediamo. Adesso, scusate, sono io provocativo. Avete visto sul British Medical Journal Doji che dice che l'efficacia è del 29%? Ma signori, su cosa si basa? Si basa sul fatto, io ho riletto tutti gli studi con attenzione, ma allora la protezione è sul Covid, cioè sui sintomi, ma ognuno di quei soggetti poi era tamponato, quindi la diagnosi, Doji dice, ma hanno scartato oltre 3.000 soggetti, soprattutto questo è riferito a Pfizer, perché sapete che anche dopo la prima inoculazione si può avere un sintomo come febbricola, mal di testa, e quella è stata evitata. Ma erano tutti soggetti seronegativi alla base e negativi dal punto di vista virologico prima, quindi era giusto eliminarle, ma insomma, ecco, quindi sono stati ampiamente vagliati. Quindi io dico, proprio in una pandemia che ci si deve batteggiare. Quando ci vacciniamo? Dopo aspettiamo che passi? Vada a passare la nottata? O facciamo allora come gli inglesi, mettiamo dentro i vecchietti e chiediamo tutto. E allora ci sono 3 cose importanti. Uno, il diritto alla salute, che è sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Io direi che le altre cose sullo stesso piano, su un piano, sono salute, lavoro, economia, e cultura e scuola. Ecco che poi siamo. Quindi bisogna anche trovare un raccordo tra tutto ciò. Quindi un lockdown, io credo che se vogliamo fare un lockdown completo fino a che passa questa pandemia, io credo che non possiamo permettercelo, ma non spetta a me dirlo, ma vi ricordo anche che io non ho conoscenza di nessuna pandemia nella storia dell'umanità che sia durata più di 2 anni. Dalla peste del 1348, quando è arrivata dalla Turchia, con le navi a Venezia, dal vaiolo, sono tutte, o da quelle pandemie influenzali, sono tutte durate, perché non è mica che siano sparite, ricircolavano, eccetera, eccetera. Ma possiamo confidare che i 2 anni partano a ritroso dai 4 mesi che ci sono stati nascosti, tanto per fare i conti con l'Oster? Insomma, io le dico la storia di coronavirus, ne abbiamo 4 che danno il raffreddore. Sappiamo che uno è entrato 1000 anni fa, un altro 100, altri 10 anni fa, e circolano tra di noi, continuano a circolare. Io credo che questo dovrebbe essere il destino di un virus con queste caratteristiche, ecco. Però, siccome è un virus che ci sta colpendo gravemente, perché ci sta bloccando nell'attività oltre che nella salute, non possiamo dire certo perché muoiono i più anziani che dobbiamo non preoccuparci, no? Allora è chiaro che dobbiamo mettere in atto tutto adesso e subito. E se Tosato ha terminato passerei a Moscati, poi a Prigioni e a Pretolani. Sì, a Milva avevi domande? No, dopo? Sì, buongiorno professore. Una era proprio questa che volevo capire, visto che lei aveva già detto durano 2 anni da quando partiamo, ma comunque... Lo dico in termini generali, ovviamente. Appunto. Lo dico rifacendomi alla storia. Sì. Vabbè, delle malattie infettive. Al di là di questo, io volevo chiedere, prima lei ha passato un attimo, nessuno si chiede cosa riguardo i vaccini, cosa sta facendo la Cina, cosa sta facendo il Giappone, eccetera. Noi abbiamo un settore, abbiamo visto scomparire i cinesi per 4-5 mesi e a detta delle voci erano andati in Cina a vaccinarsi. È vera questa leggenda metropolitana oppure ci dica lei cosa sta succedendo nel resto del mondo? Allora, la prima parte, io ho detto che la storia è di 2 anni, però noi stiamo cambiando il mondo. Allora, è chiaro che io faccio dei raffronti quando l'umanità era di 1 miliardo, di 2 miliardi, di 3 miliardi o di 500 milioni, oggi siamo quasi 8 miliardi. Non solo, ma di queste pandemie dovremmo trarre una lezione, perché a parte della storia che sia naturale o no, ma è sempre l'uomo che le produce, perché stiamo alterando l'ambiente. Guardi che non solo questi, ma i virus che abbiamo avuto, Dengue, Zika, che arrivano, West Nile, perché arrivano? Perché è alterato
l'ambiente, la temperatura, abbiamo vettori artropodi zazzare che prima non avevamo, quindi ecco perché dico e mi riservo sempre, c'è un punto di domanda, perché le condizioni cambiano, quindi qua siamo in tantissimi e la globalizzazione oggi è diffusa. Una volta la peste arrivava con una nave e poi arrivava in un porto, poi andava pian pianino all'altro. Quindi, torniamo poi ai cinesi. Allora, dei cinesi, adesso c'è anche hanno 4 vaccini loro. 2 sono con vettori adenovirali umani di tipo 5, umano, non scimpanzé o non gorilla, e poi ne hanno 2 uccisi interi, quindi come si faceva il vaccino una volta dai tempi di Pasteur o addirittura come Hilleman fino agli anni 70, cioè si prendeva il virus, lo si coltivava, lo si inativava oppure lo si rendeva virulento e poi si iniettava. Quindi ne hanno 2 di uccisi, uno con adiuvanti e uno no. Uno si chiama Sinopharm, è l'azienda che lo produce, dell'Accademia di Pechino. Sono andati a chiedere anche agli italiani, loro intanto stanno vaccinando, nessuno si preoccupa o si domanda perché vaccino, eppure fa parte dell'umanità i vaccinati, o no? Gli africani chi sono? E arrivano qua poi anche. Quindi, se siano andati a vaccinarsi non lo so, però la leggenda metropolitana, anch'io posso dire come lei che loro si sono vaccinati. Infatti, quello che posso dirvi, perché la letteratura è su fase 2 dei vaccini cinesi che avevano un'efficacia circa il 70% e che sembrava che nelle persone anziane fosse meno efficace, mentre questi, voglio dire Moderna, ma anche Pfizer, ma Moderna ha fatto un bello studio, sopra i 65 anni hanno più o meno la stessa efficacia, quindi questo è un dato molto importante, perché se vi ricordate che anche il vaccino per il papillomavirus è più efficace nei giovinetti, che già da 12 a 18 anni c'è già una discreta differenza, quindi perché il nostro sistema immunitario, che poi siamo andati là. Io del vaccino cinese dico, ma adesso hanno fatto domanda all'EMA, quindi vediamo quello che succede. Probabilmente hanno espanso, hanno messo una fabbrica in Marocco, un impianto di produzione in Marocco per far meglio, non so se ne abbiano messo un altro in Sud America, non lo ricordo, però lì voi non vi preoccupate, perché non chiedete ma questi vaccini sono sicuri? Cosa fanno? Perché mi vaccinerei? Un dato importante è che siccome fa parte della storia della vaccinologia e della virologia, sembra che un vaccino intero, quando induce l'immunità, me la induce contro tutto il virus e soprattutto sembrava, dai dati che ho visto in letteratura sempre pubblicati, che avesse un'ottima risposta cellulo-mediata, cioè quella risposta che subentra non tanto a impedire l'infezione, ma a eliminare prima il virus dall'organismo quando il virus si è riuscito a infettare. Prigioni. Buongiorno professore, io tornerei sulle dichiarazioni di Andrea Crisanti, del professor Crisanti, che avrebbe dichiarato che non c'è certezza che il vaccino copra la variante inglese e tantomeno la variante brasiliana. E sudafricana. Sudafricana. E poi volevo chiederle, l'anticorpo monoclonale può essere la terapia per il Covid non solo nella fase iniziale, in futuro? Grazie. Allora, come le ho detto, i dati effettivamente non ci sono, ma io vi faccio osservare. Allora, non sono consistenti, nel senso che hanno preso una ventina, una trentina, una cinquantina di sieri, hanno visto che neutralizza anche la variante inglese. C'è un altro dato però che ci dice che nessuno dei vaccinati in Inghilterra si è infettato con la variante inglese, che è ormai dominante. E anche questo è un dato che ha la sua importanza. Come vi ho detto prima, se c'è casomai un dubbio è sulla variante sudafricana, perché ha la mutazione 484, proprio vicino al sito, oltre alla 501 e alla 614, quindi è una mutazione in più. Poi l'altra domanda era... L'anticorpo monoclonale. Prego? L'anticorpo monoclonale. L'anticorpo monoclonale è ancora più selettivo, nel senso che oggi l'anticorpo monoclonale come si fa? Si fa anche questa, è bellissima perché io la insegnavo agli studenti e la facevamo anche nei laboratori, e questo
penso dovrebbe far appassionare per la virologia. Allora, l'anticorpo monoclonale oggi lo si fa in 2 modi. Il modo, guarda caso, più vecchio è quello di screenare una libreria di batteriofagi che esprimono i geni delle immunoglobuline umane, porzione variabile, porzione costante, a singola catena, clonarli e farli esprimere e poi fargli correre un antigene. Quando si trova quella specificità, la si amplifica e lo si produce. E si produce con i geni umani, perché una volta lo facevamo solo con i monoclonali di topo, che però venivano rigettati dal nostro organismo perché era come qualcosa di estraneo, no? Come un trapianto, come viene rigettato un trapianto allogenico. Quindi questo è addirittura eterologo, perché viene oxenogenico, perché è una specie diversa il topo, no? Ecco, allora oggi abbiamo questa tecnologia, ma un'altra tecnologia efficientissima è quella di prendere delle cellule B, dei linfociti B, quelli che producono le immunoglobuline, da soggetti che sono guariti dal Covid, clonarle a singola cellula, avere molti cloni di queste singole cellule, e quella che neutralizza meglio la si fa espandere. E quindi ecco, il monoclonale che cos'ha? Siccome può essere con una specificità con solo 2 catene invece che 4, ma ha una specificità molto elevata. Vuol dire che se quel virus muta, quel monoclonale non è come la diversificazione della mia risposta immunitaria con tanti anticorpi che bloccano varie porzioni di quella proteina S, che come vi ho ricordato è lunga 1850 aminoacidi. Quindi il monoclonale ha questo problemino. Però i monoclonali si possono disegnare su siti specifici con questa tecnologia che vi ho detto, che viene a utilizzare un po' i virus batterici, un po' le Escherichia coli per farli crescere e poi selezionarli, oppure addirittura clonare i geni da un linfocita B e farli riprodurre. Ecco, il problema dei monoclonali è questo, però guardate, e questo ve lo dico perché parlo costantemente con colleghi che lavorano negli Stati Uniti, perché l'FDA li ha autorizzati subito? Perché si sono accorti dell'efficacia, era una fase 2, ma guardate che negli Stati Uniti adesso si potrebbero fare a casa ma non si può, perché è un'infusione di circa 20 minuti e poi bisogna attendere un'ora per vedere se c'è una reazione. Ma lo si fa, non si ricoverano questi soggetti, quindi l'endpoint, cioè l'obiettivo primario è guardare tassi di ospedalizzazione ridotti del 90%. E allora cosa sta succedendo? Sta succedendo che adesso si possono produrre, ne sta producendo anche l'AstraZeneca, ce ne sono 6 aziende che li producono. Quindi vi ho detto Rigeneron, vi ho detto Lilly, c'è AstraZeneca, c'è Imperial College, c'è una sudcoreana e una cinese, ci sono sempre i cinesi. Quindi, però i loro studi noi non li consideriamo perché li fanno alla cinese, no? Quindi non secondo le regole che noi ci siamo dati. Ecco, quindi questo può essere l'unico, ma adesso stanno uscendo quelli per via intramuscolo, quindi si possono concentrare e invece di fare un'infusione che dura 20 minuti e che può avere reattività, mi inoculo una quantità piccolissima in intramuscolo, vuol dire che può venire il medico della comunità, il medico di medicina generale, della comunità territoriale, territorio USCA, a farvela a casa un domani. Questa è l'importanza, quindi monoclonale, terapia, il vaccino e prevenzione. Grazie. Pretolani e poi Andriolli, poi il professore si dovrà rassegnare a fare un po' di interviste successive. Pretolani. Purtroppo. Prego. Pretolani, Telenuovo, buongiorno professore. Volevo chiederle cosa ne pensa a proposito di vaccini, di quegli operatori sanitari che rifiutano, non vogliono vaccinarsi. E poi in parte ha già risposto prima dicendo che non conosce di pandemie durate più di 2 anni. Volevo chiederle anche secondo lei il suo parere quando ne usciremo in generale. Questo è proprio un parere più che... Allora, operatori sanitari, ecco, io dico che soprattutto in un momento come questo chi si occupa di sanità dovrebbe avere non solo
quel diritto che gli è garantito dalla Costituzione, ma il dovere di pensare agli altri. Vabbè, l'ha detto anche il Papa, quindi prendetelo, ma insomma io lo dicevo agli studenti, deve avere il dovere di vaccinarsi perché è un esempio, tra l'altro. E poi un operatore sanitario che non si vaccina, se vogliamo diciamolo fino in fondo, purtroppo è un vecchio vizio, perché la vaccinazione anti-influenzale chi la fa meno di tutti sono i medici e gli infermieri, e quando la copertura era del 50-55% era la metà di questo, quindi dovrebbero sentire, ma quello che ho visto i dati, ma soprattutto nel Veneto, non mi pare che ci sia questo, oltre il 90% di adesioni subito, quindi ecco, questo dico. Poi, la seconda domanda, io direi, allora, la domanda, ecco, io risponderei, so di non sapere, no? Come diceva, et si de ignorizzo, diceva Socrate, no? Dunque non so. Era l'uomo più intelligente, perché l'oracolo di Delfi diceva è il più saggio della grecità, proprio perché sapeva di non sapere. Vi ho detto, le variabili sono cambiate. Allora, questo virus, sia naturale o meno, poco importa, però ha avuto un impatto fondamentale in una società globalizzata, è andato in tutto il mondo, continua a essere là, non si ferma ancora. Quando ne usciamo? Io dico che una qualche idea ce la potremmo fare verso il periodo primaverile, aprile, maggio, perché se vi ricordate anche nella prima fase questo è avvenuto perché avviene. Perché l'attività all'aria aperta, il virus si diffonde meno, radiazione ultravioletta, la luce è dalle 5 di mattina fino alle 10 di sera, condizioni atmosferiche e quant'altro. Quindi io credo che se vedremo un consistente calo a marzo, aprile, ecco quello che è auspicabile, in più c'è la vaccinazione, io credo che potremmo cominciare a guardare con certo ottimismo. Ecco, qua mi fermo. E chiudiamo con Andriolli. Salta perché facciamo un'intervista a parte. Bene, e con questo mi pare. Ringraziamo grazie per la disponibilità, grazie. E per l'attenzione che ha per il Veneto sempre. Posso parlare? Cosa dici? Eccoci, allora siamo nuovamente in studio, è terminata quindi la lunga conferenza stampa dalla sede regionale della Protezione Civile del governatore Luca Zaia prima e poi del professor Palù, che ha risposto a tutte le domande dei giornalisti relativamente ai vaccini e a tutte le problematiche connesse alla distribuzione. Ovviamente siamo in ritardo rispetto ai tempi che avevamo programmato, quindi do subito la linea alla regia perché abbiamo il nostro meteo e la pubblicità. Tra poco, restate con noi. Benvenuti al meteo. Ancora tempo per lo più stabile sul nostro territorio. L'aria fredda giunta nelle scorse ore continuerà però ad affluire con il risultato di un clima sempre piuttosto freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 15 gennaio ci mostra un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia al mattino il cielo potrebbe risultare alquanto grigio e nuvoloso, ma senza piogge, maggiori schiarite con il passare delle ore. Temperature minime ancora sotto zero dappertutto, valori massimi invece tra i 2 e i 6 gradi. E la situazione sarà simile anche sul Friuli Venezia Giulia, qui però sarà soleggiato già in mattinata, salvo per qualche locale foschia in pianura, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime fino a -2 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà decisamente anche qui stabile, con tanto sole dappertutto, vedete, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai -5 gradi, massime sui 2 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.
Ed eccoci nuovamente in diretta, in studio per l'ultima parte di questa nostra trasmissione dedicata alla salute all'ULSS Polesana. Abbiamo in collegamento Skype il dottor Giovanni Mandoliti, direttore dell'unità operativa complessa di radioterapia oncologica dell'ULSS 5 Polesana, ed il dottor Giampaolo Montesi, dirigente medico della radioterapia oncologica dell'ULSS 5 Polesana. Grazie per essere qui con noi, grazie naturalmente per aver atteso, abbiamo seguito insieme insomma quella che è stata la conferenza stampa del Presidente della Regione e l'intervento del Professor Palù sulle vaccinazioni. In quest'ultima parte appunto della nostra diretta parleremo quest'oggi di nuove tecniche della radioterapia oncologica e come sempre anche voi telespettatori potete intervenire da casa con le vostre domande. Il numero lo vedete in sovraimpressione, lo 0422 1626 764. Allora, cominciamo subito con il dottor Mandoliti per un'introduzione su quella che è la radioterapia, come funziona, qual è il suo ruolo nella cura dei tumori. Dottor Mandoliti. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Dunque, la radioterapia possiamo considerarla una branca dell'oncologia clinica che praticamente tratta le neoplasie maligne, quindi i tumori maligni, con l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti. Cosa significa? Significa che si integra con la chirurgia e con la chemioterapia nel fornire ai pazienti un trattamento ottimale al fine di ottenere i migliori risultati. Le radiazioni ionizzanti ovviamente la funzione principale è che intervengono con dei fenomeni fisici, fisico-chimici sul DNA cellulare, ne alterano la sequenza e di conseguenza la cellula tumorale non ha più la possibilità di riparare il danno e va in apoptosi, cioè in morte biologica. Ecco, e questo determina la, completa remissione nei casi che sono responsivi, ovviamente, della neoplasia. Dicevo prima, si integra la radioterapia con altre branche specialistiche dell'oncologia clinica, in particolare con la chirurgia e con la chemioterapia, perché insieme hanno un effetto sinergico, un effetto potenziante quindi sui risultati clinici attesi. La radioterapia si può inserire come forma di trattamento prechirurgico o post-chirurgico, addirittura intraoperatorio. Ci sono determinati acceleratori lineari che possono essere utilizzati in sala operatoria a cielo aperto, cosiddetto. Il chirurgo nella intraoperatoria asporta il tumore e poi si irradia con degli acceleratori dedicati che sono presenti in sala operatoria il letto tumorale. È anche indicata la radioterapia dopo un intervento chirurgico come prevenzione delle recidive. Con la chemioterapia può integrarsi in diversi modi, in concomitanza per ridurre il tumore e facilitare poi al chirurgo di ottenere i migliori risultati di radicalità in termini chirurgici, oppure può integrarsi in sequenzialità con la chemioterapia. Ecco. Diciamo che il 70-75% dei tumori oggi viene trattato con questa modalità terapeutica da sola o in associazione. Possiamo dire che noi siamo stati radioterapisti oncologi, siamo stati molto avvantaggiati per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica, in quanto abbiamo avuto negli ultimi decenni, nell'ultimo decennio, la possibilità di avere a disposizione delle apparecchiature, della tecnologia sofisticata, della tecnologia dedicata che ci consente di utilizzare al meglio questo effetto sulle neoplasie. Io spesso, per far capire ai pazienti, quindi lo facilito anche per i telespettatori, in cosa è consistito questo tipo di evoluzione tecnologica, io faccio sempre un esempio molto banale. Voi immaginate un uccellino sull'albero, noi attualmente riusciamo a colpire quell'uccellino sull'albero senza toccare le foglie, i rami e i frutti dell'albero stesso. Quindi questo cosa significa? Che noi riusciamo a colpire il tumore con una precisione millimetrica senza toccare gli organi sani che potrebbero essere potrebbero avere degli effetti collaterali anche notevoli se irradiati in modo inappropriato. Ecco.
La differenza con la tecnologia, faccio l'esempio di 20 anni fa, era come puntare un cannone su quell'albero e quindi oltre all'uccellino ovviamente noi facevamo dei danni anche sulle foglie, i frutti e i rami. Questo è un po', ho cercato di spiegare in termini molto semplici perché così i telespettatori capiscono. Certo, quindi insomma delle terapie sempre più mirate che ovviamente in questo caso immagino vanno a minimizzare il più possibile quelli che sono gli effetti collaterali della terapia, no? Certamente sì, il nostro infatti obiettivo è quello di massimizzare la dose al volume bersaglio, quindi al tumore, riducendo al massimo i danni agli organi circostanti. Faccio un esempio. Qualora noi dovessimo irradiare un tumore della prostata, ovviamente noi abbiamo due organi critici molto delicati che sono la parete anteriore del retto e la vescica. In questi casi riusciamo tranquillamente ad erogare la massima dose, quindi dosi elevate con effetto tumoricida sul volume neoplastico, quindi sulla ghiandola prostatica, riducendo al massimo gli effetti collaterali a livello della parete anteriore del retto e a livello della vescica. Questo è importante perché 20 anni fa assistevamo a dei notevoli effetti collaterali. Sì, si guariva il tumore, si guariva il paziente dalla neoplasia, però doveva portare con sé degli effetti collaterali notevoli che potevano inficiare la sua qualità di vita. Adesso vediamo tranquillamente che il paziente inizia e termina la radioterapia senza nessun problema, se non qualche effetto acuto che va trattato con dei farmaci sintomatici, insomma. Ecco, dottor Montesi, quali sono quindi le principali innovazioni di cui i pazienti possono beneficiare oggi nella sanità pubblica? Beh, diciamo che per quanto riguarda il campo radioterapico, come è stato già ampiamente anticipato, negli anni quello che abbiamo fatto è stato quello di aumentare quello che si chiama l'indice terapeutico, cioè vale a dire quanto riusciamo ad essere benefici versus quanto riusciamo purtroppo, non dipendentemente dalla nostra volontà, ad essere dannosi. Qualsiasi tipo di trattamento ha degli effetti terapeutici e degli effetti collaterali. Questo è l'indice terapeutico. In radioterapia, per aumentarlo, c'è bisogno di avere certezza del bersaglio e quindi diciamo che oggi la radioterapia è una radioterapia che principalmente è guidata dalle immagini, c'è anche un acronimo inglese che è IGRT, Image Guided Radiation Therapy, cioè noi siamo guidati dalle immagini. Immagini che sono immagini, come ben si può capire, radiologiche, e queste possono essere utilizzate e sfruttate in varie fasi del trattamento radiante, principalmente, come abbiamo già detto prima, per quanto riguarda l'individuazione del bersaglio, quindi del volume tumorale. È chiaro che più evolve la tecnica radiologica, maggiore è quella che si chiama la risoluzione di contrasto, cioè riuscire a vedere come separati nello spazio due punti. Ed ecco che il radioterapista oncologo ha in mano uno strumento per essere più preciso e per definire meglio la malattia da dover colpire. È chiaro che l'imaging moderno non è più un imaging che è solamente TAC, ma parliamo di risonanze magnetiche con sequenze funzionali, PET-TAC con tantissimi radiofarmaci e con traccianti diversi che vanno a selezionare dei tessuti particolari che vengono messi in risalto. Quindi con queste tecniche di imaging noi riusciamo ad essere più precisi nella definizione del bersaglio. E la radioterapia guidata dalle immagini come innovazione tecnologica nell'anno che verrà, ma negli anni che sono venuti, è legata anche principalmente alla verifica non solo del bersaglio tumorale, ma di come noi poi andiamo ad erogare la dose. Ed ecco che c'è tutta la parte della radioterapia guidata dalle immagini della verifica del posizionamento del paziente. Oggi per usare un termine un po' brutale, non spariamo alla cieca, vale a dire abbiamo contezza anche di quello che eroghiamo quando il paziente è sotto l'acceleratore lineare, sotto l'unità di terapia, attraverso per esempio delle TAC integrate, dove noi prima di erogare la terapia vediamo esattamente qual è il bersaglio, o addirittura attraverso delle TC, delle sequenze definite gated, quindi in movimento, dove noi riusciamo anche a vedere il movimento del nostro bersaglio, per esempio durante l'intero ciclo respiratorio. Questo capite che può far sì che la precisione per quanto riguarda la conformazione della dose al volume sia veramente più elevata, perché immaginate in un polmone durante l'atto respiratorio questo bersaglio tumorale come può muoversi in alto
basso o per esempio in un addome superiore, nelle zone sotto il diaframma. Quindi così facendo riusciamo anche a vedere come la malattia si muove all'interno del corpo. E non per ultimo un'innovazione che poi avremo modo anche di sperimentare durante quest'anno è il cosiddetto tracking, dall'inglese to track, quindi seguire esattamente il volume non solo vedendolo prima della terapia, ma addirittura mentre facciamo la terapia stessa, con degli algoritmi molto sofisticati che ci permettono anche di bloccare la macchina nel momento in cui il bersaglio dovesse uscire dalla nostra zona di pianificazione. Quindi diciamo che oggi siamo veramente abbiamo fatto dei grossi passi in avanti per quanto riguarda l'indice terapeutico, cioè vale a dire siamo molto più convinti della dose che eroghiamo grazie all'ausilio delle immagini radiologiche in radioterapia. Certo, quindi sicuramente questo consente ovviamente una precisione infinitamente superiore rispetto a quella di 20 anni fa. Allora abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, sono Franco Del Giorgi, vi chiamo da Marghera. Buongiorno dottori, volevo farvi una domanda. Prego signor Franco. Okay, sì, io sono stato operato della prostata radicale 12 anni fa, poi qualche anno dopo ho dovuto fare anche una radioterapia perché si cominciava a rialzarsi il PSA e per un periodo di tempo mi è andata bene. Poi ha ricominciato, parliamo di 10 anni fa adesso, a alzarsi il PSA, è arrivato quasi a 1000, che insomma lo so che non è drastico, però nel caso mio pensavo che facendo questa radioterapia nuova, perché l'ho già seguita per televisione, Nagra, quel paese vicino a Vicenza, Nasca, c'è un ospedale, giusto? Che hanno quei macchinari lì che voi stavate dicendo adesso, con questa concentrazione che ti colpisce il tumore. Cosa mi consigliate di fare voi, per favore? Grazie. Ecco, grazie. Rimanga in linea così. Dottor Mandoliti, voleva rispondere lei? Sì, presumo il paziente parlasse di una recidiva biochimica a livello della loggia prostatica, visto che è stato operato. Ovviamente abbiamo a disposizione i mezzi per poter essere molto più precisi e più accurati. Allora, intanto il paziente dovrebbe, a nostro avviso, eseguire un completamento diagnostico con una PET-TC che ormai è di routine in qualsiasi presidio ospedaliero. Questo ci consente di vedere le zone metabolicamente attive, praticamente noi riusciamo a individuare i tessuti interessati da questa recidiva, ecco, ed eventualmente dopo con una fusione di immagini possiamo pianificare un trattamento radiante e arriviamo a quella famosa radioterapia guidata dalle immagini, quindi questo ci consente di fare una radioterapia di estrema precisione. Quindi a mio avviso, per rispondere al paziente, se ho ben capito la domanda, perché prima andava via l'audio, andava e veniva, allora completamento della stadiazione con un esame particolare che è la PET-TC e successivamente una radioterapia che può essere associata in base al carico ormonale, in base al carico oncologico, potrebbe essere associata e farsi in contemporanea a una terapia ormonale che potenzia l'effetto della radioterapia stessa. Spero di aver risposto al paziente. Ecco, dottor Mandoliti, allora per parlare anche proprio di quella che è l'appropriatezza prescrittiva, no? In queste situazioni, si fa prima, si fa meglio, si fa sia prima che meglio? Beh, a nostro avviso entrambe le cose, si fa sia prima sia meglio. Mi spiego, noi intanto dobbiamo rispettare i tempi di erogazione di un trattamento. Utilizziamo, in questo abbiamo fatto un bel lavoro come rete radioterapica veneta, utilizziamo i cosiddetti codici di prioritarizzazione. Non tutti i tumori, non tutte le situazioni oncologiche che richiedono un trattamento radiante hanno la stessa
urgenza, e infatti noi abbiamo dei codici come in pronto soccorso, il codice bianco, il codice rosso, il codice verde, il codice giallo, a seconda del tipo di tumore, a seconda della prognosi, a seconda del grado di gravità, quindi primo stadio piuttosto che un secondo stadio piuttosto che un terzo stadio. Quindi applicando questi codici noi riusciamo a tenere innanzitutto, e questo è importante, a tenere sotto controllo le liste d'attesa. Questa è la prima cosa, utilizzando al meglio le apparecchiature, e infatti noi, essendo dotati di elevata tecnologia, quindi abbiamo a disposizione degli acceleratori che sono estremamente sofisticati e hanno un costo anche abbastanza elevato, e noi cosa facciamo? Utilizziamo al massimo l'apparecchiatura, nel senso, in questo momento noi stiamo facendo trattamenti dalle 7 di mattina fino alle 21:30 di sera, proprio per utilizzare al massimo l'apparecchiatura, e quindi questo ci aiuta da un lato a risolvere i problemi della lista d'attesa, dall'altro a soddisfare le esigenze dei pazienti, dall'altro a fornire anche qualità, perché fondamentalmente noi dobbiamo anche garantire ai pazienti dei trattamenti di qualità e appropriati. Vorrei aprire solo una piccola parentesi, perché molto spesso la disponibilità di elevata tecnologia potrebbe indurre i professionisti anche a delle situazioni un po' estreme dal punto di vista di marketing. Ecco, noi non dobbiamo cadere in questo, anche se disponiamo di tecnologie elevate, dobbiamo essere essenzialmente dei professionisti che devono condividere con i pazienti un certo percorso e far capire loro che quello che noi stiamo facendo è il meglio per il paziente. Quindi la comunicazione in questo caso è fondamentale ed è importante. Beh, sicuramente, anche perché stiamo parlando di patologie che sicuramente hanno un fortissimo impatto sulle persone, ovviamente. Abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto, buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno. Io sto chiamando per chiedere più che altro un'informazione tecnica. Si parla appunto di radioterapia stereotassica, però è pur vero che alcune macchine stereotassiche riportano dei nomi specifici. Per NAEF è vero. Qual è la differenza di queste due macchine e se si possono considerare macchine di ultima generazione? Ecco, ha detto qualcosa il nostro telespettatore del quale io non sono assolutamente a conoscenza. Volete rispondere voi su queste due macchine, dottor Montesi? Vai tu. Sì, purtroppo è saltato l'audio proprio nel momento della denominazione dei due macchinari, però allora in linea di massima il messaggio è questo: la radioterapia stereotassica è una tecnica che può essere utilizzata ed erogata da moltissimi acceleratori lineari attualmente sul mercato. Non si parla tanto non è tanto l'acceleratore lineare che fa la bontà di una tecnica stereotassica. La stereotassica vale a dire prevede l'erogazione di altissime dosi a volumi estremamente piccoli. L'etimologia del termine vuol dire esattamente individuare il bersaglio nello spazio attraverso delle coordinate che spesso sono esterne al paziente e che ci permettono di individuare il bersaglio di terapia con estrema precisione, però non sempre c'è disponibilità di queste coordinate esterne, quindi possiamo ricorrere a delle stereotassi, surrogate, che non per questo sono meno efficaci. Tendenzialmente diversi acceleratori lineari che sono sul mercato, di cui adesso non ci mettiamo a fare nomi né per pubblicità né per vastità della gamma di macchine disponibili, sono tutti in grado di effettuare una radioterapia stereotassica con un elevato margine di efficacia e di sicurezza. Non dimentichiamoci però che la radioterapia oncologica è una scienza clinica e non è soltanto l'acceleratore lineare o il macchinario o i tools, gli accessori che fanno la bontà di un trattamento stereotassico. Primariamente c'è
l'indicazione al trattamento e l'appropriatezza prescrittiva, dopodiché c'è anche la bravura dell'oncologo radioterapista nell'andare a definire i volumi bersaglio, a definire gli organi a rischio e nell'ottimizzare l'utilizzo della tecnica che è a disposizione. Quindi alla domanda del paziente, adesso non ho capito bene esattamente i 2 acceleratori lineari, ma posso dire che in linea di massima un trattamento stereotassico fatto con un acceleratore lineare moderno è assolutamente efficace e sicuro, con minime differenze tra l'uno e l'altro, ma sicuramente assolutamente fattibile. Certo, allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo appunto per continuare a parlare delle nuove tecniche della radioterapia oncologica. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, stiamo parlando delle nuove tecniche di radioterapia oncologica con il dottor Mandoliti ed il dottor Montesi, rispettivamente direttore e dirigente medico della radioterapia oncologica dell'ULSS 5 Polesana. Abbiamo già un'altra telefonata in linea, ci stanno chiamando tanti telespettatori che hanno dei quesiti da porre, quindi sentiamo subito chi ci chiama. Pronto, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Murer Micaela e chiamo da Belluno. Non chiamo per un problema mio personale, ma per un quesito per mio marito. Mio marito dall'inizio dell'anno scorso... Ah no, ma non parlo con me. Sì, signora, prego, sì. faccia pure la sua domanda. Siccome, sì. Mi scusi, siccome non la posso seguire tramite la TV, perché altrimenti mi hanno detto... Faccia la sua domanda, signora, e quindi sì. I dottori allora, la stanno sentendo. Volevo sapere se su un tumore un tumore all'esofago, allo stomaco, con l'interessamento della coda del pancreas. Sì. In trattamento in chemioterapia con immunosoppressori e chemioterapia, vorrei sapere se ci sono delle tecniche nuove per poter aggredire quella parte di tumore che è in necrosi. Ecco, grazie allora signora per questa domanda. Dottor Mandoliti voleva rispondere Giampaolo, lei. se no Giampaolo va bene. Vai Giampaolo. Dottor Montesi. Sì, allora diciamo che è un caso effettivamente, da quello che ha descritto la signora, abbastanza complicato dal punto di vista tecnico, cioè una neoplasia dello stomaco che infiltra il pancreas, vuol dire che comunque è già andata un po' oltre quello che è il controllo locale. Giustamente il paziente sta facendo un trattamento chemioterapico che in questo caso è assolutamente l'indicazione principale. Dopodiché possono esistere e esistono tecniche di radioterapia che vanno a concentrarsi magari in questo caso su un eventuale residuo di malattia. La cosa più importante è valutare quella che è la risposta al trattamento chemioterapico che sta facendo il paziente, quindi selezionare il paziente. Allo stato attuale verosimilmente no, ma se la malattia dovesse andare incontro ad una remissione, dopo una valutazione radiologica con esami appropriati è possibile magari individuare delle aree residue o eventualmente delle aree dove la malattia ha dato segno di minor risposta o di progressione per poterle colpire selettivamente con una radioterapia, che poi questa possa essere una tecnica stereotassica ad alte dosi, una radiochirurgia o una radioterapia frazionata, è assolutamente da valutare sulla base della estensione di malattia, del volume di malattia, e questo deve essere fatto esclusivamente in questo caso dopo la chemioterapia, valutandone la risposta. Certo, è stato chiarissimo. Dottor Montesi, volevo anche chiedere, di recente insomma, la Regione ha investito parecchio sulla vostra azienda, dotando la vostra unità di un nuovo acceleratore lineare. Quindi che cosa offrirete ai pazienti polesani e anche a quelli che vorranno venire da fuori Regione per curarsi da voi?
Sì, effettivamente questo è vero, e è stato un grandissimo sforzo, e il dottor Mandoliti veramente si è impegnato in prima persona, e quanta fatica ha fatto lo sa, e è stato un grande traguardo. Grazie ovviamente al contributo della Regione Veneto e anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si è riusciti ad acquisire tramite un accordo quadro questo acceleratore lineare, che è estremamente moderno e che diciamo così attualmente è in fase di installazione. Abbiamo già provveduto alla rimozione dell'acceleratore vecchio, e contiamo per circa verso metà anno di poter cominciare con i primi trattamenti sulla nuova macchina. Cosa potremo offrire ai pazienti? Sicuramente, innanzitutto, io credo che tenderemo comunque a confermare a tutti quanti i pazienti, sia i polesani che quelli che verranno da fuori regione, quello che è il nostro, diciamo così, impianto organizzativo e gestionale. Cioè, vale a dire, comunque noi ci basiamo molto su quello che è un approccio che mette il paziente al centro, e soprattutto vogliamo cercare di dare con questa tecnologia sempre maggior competenza. Oggi la competenza è qualcosa che viene poco misurata in sanità. Abbiamo sentito prima dalla lunga intervista del professor Palù quanto non sia così facile formarsi, quindi sapere le cose, maneggiare quelli che sono i dati degli studi clinici e applicarli in una realtà terapeutica è una cosa estremamente difficile, che richiede molto impegno e abnegazione, e di questo ovviamente noi sentiamo la responsabilità e cerchiamo di farlo tutti i giorni. Traslando dal punto di vista tecnico, sicuramente potremo offrire una quantità maggiore di quelli che si chiamano ritrattamenti radianti, perché è sempre difficile ritornare su una zona che è già stata trattata con radioterapia. Quindi con questo macchinario, riuscendo a concentrare ancora meglio la dose sulla zona malata e quindi aumentando l'indice terapeutico, riducendo la dose ai tessuti sani, riusciamo a far sì che anche zone che hanno ricevuto dosi di radioterapia più o meno elevate possano essere comunque ritrattate con ulteriori dosi di radioterapia anche ad intento nuovamente curativo. Un'altra cosa che potremmo sicuramente offrire è quella che si chiama una radiochirurgia, che è un nome piuttosto appetibile, ma che in realtà rispecchia esattamente quella che è la sua azione, cioè sono trattamenti radianti eseguiti in pochissime, addirittura in una singola seduta. Per esempio mi viene in mente questo tipo di trattamento per lesioni metastatiche a livello dell'encefalo, in pazienti ben selezionati. Il paziente entra in reparto, esce in giornata ed ha un trattamento non cruento, quindi che non prevede una chirurgia come la si conosce, quindi con incisioni cutanee o con accesso diretto all'organo, ma attraverso delle radiazioni ionizzanti estremamente concentrate possiamo andare addirittura ad avere effetto simile a quello dell'intervento chirurgico. Sicuramente si può offrire una radioterapia stereotassica frazionata body, quindi una SBRT, si trova molto scritto oggi, quindi una radioterapia che in poche sedute, sempre sfruttando le alte dosi su piccoli volumi e verifica quotidiana del posizionamento, c'è qualche problema, dottore, nel collegamento? Dottor Montesi, ridurre o addirittura in casi selezionati. No, c'è stato qualche problema, non siamo riusciti a seguire l'ultima parte del suo intervento. Vediamo intanto magari se dalla regia volevano in qualche modo provare a ripristinare. Abbiamo anche un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Da dove chiama? Stefano da Conselle. Sì, prego. Niente, vedo che c'è il dottor Montesi in televisione e ho voluto chiedere, perché sono un suo paziente, dagli ultimi esami del PSA che ho fatto qualche tempo fa, il valore del PSA è andato da 0,0000 è andato a 0,162. So che si potrebbe fare una pep talk, mi pare, per individuare meglio dove può essere questa fonte di tumorale, però mi hanno detto
una dottoressa di Rovigo, proprio perché io sono in cura di Rovigo, che per adesso non è possibile farlo e siccome io sono preoccupato, volevo sentire se proprio è inutile farla adesso in quanto i valori sono molto bassi. Grazie. Grazie a lei. Chi vuole rispondere allora a questo paziente? È un paziente del dottor Montesi. Dottor Montesi. Ha fatto una visita in disclosure. No, fra l'altro lo saluto perché conosco, ho capito di chi si tratta. La dottoressa in questione effettivamente ha ragione. È vero che è un PSA che è andato incontro a un lievissimo aumento, stiamo parlando comunque di 0, le PET anche con i nuovi radiofarmaci, con i nuovi traccianti, hanno comunque un livello di sensibilità, cioè vale a dire con PSA troppo bassi c'è un elevatissimo rischio di quelli che si chiamano falsi negativi, cioè vale a dire la PET non vede nulla, però in realtà qualche cosa potrebbe esserci. In ogni caso quel valore di PSA attualmente è anche al di sotto dei valori definibili per recidiva, quindi per recidiva biochimica di malattia. È chiaro che dovremmo stare dietro a questo PSA e controllarlo con una maggior frequenza e quando arriverà ad un valore che sia significativo sicuramente procederemo ad effettuare la suddetta PET-TAC. Grazie dottore. Allora ancora qualche istante di pubblicità. A tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, continuiamo quindi a parlare delle nuove tecniche di radioterapia oncologica. Dottor Mandoliti, stavamo appunto dicendo di questo nuovo acceleratore lineare che è stato appunto dato in dotazione alla vostra unità, una innovazione diciamo che va ad aggiungersi ad un percorso di eccellenza che avete certificato anche a livello internazionale. Notizia di questi ultimi giorni, no? Della certificazione è ISO 9001, no? Che avete riconosciuto. Sì, intanto grazie per la domanda che ci consente di entrare in un argomento. Volevo solo integrare sul discorso del nuovo acceleratore quello che ha detto il dottor Montesi e volevo ringraziare oltre la Regione, la Fondazione Cassa di Risparmio e l'abnegazione nell'ottenere il finanziamento da parte del direttore generale, il dottor Compostella, il dottor Condato e il direttore amministrativo, il dottor Brazzale. Ecco, chiudo il discorso. In effetti, certificare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i tumori della prostata e, se lei ha notato, dottoressa, su 4 telefonate pervenute 3 parlavano di tumore della prostata. È un tumore estremamente diffuso. Basti dire, i registri tumori 36.000 nuovi casi all'anno, quindi nel 2020 abbiamo avuto 36.000 nuovi casi di tumore della prostata. È il tumore più frequente nel maschio e si colloca al secondo posto in generale nell'incidenza dei tumori, quindi è un tumore abbastanza frequente. Certificare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale, quindi la cosiddetta certificazione ISO 9001-2015 per il tumore della prostata, per noi è stato un grosso traguardo. È un percorso che abbiamo iniziato ancora nel 2018. Nel 2019 abbiamo avuto l'ispezione per la certificazione che non era solo relativa alla radioterapia, all'unità operativa di radioterapia oncologica, ma a tutti gli specialisti, quindi si parte dall'urologo, dall'anatomopatologo al radiologo per quanto riguarda la risonanza magnetica multiparametrica, il medico nucleare per quanto riguarda la PET e la scintigrafia ossea, passando per l'oncologia medica, passando per la fisioterapia, quindi per la riabilitazione del pavimento pelvico e alla fine con la radioterapia. Quindi vedete che questo è un tipo di certificazione molto importante. È una certificazione che è durata 6 mesi, quindi abbiamo chiaramente avuto la possibilità di poter anche migliorare per quanto riguarda questi percorsi e l'anno scorso a dicembre
abbiamo avuto il rinnovo, fra virgolette, ecco, come se fosse stata aggiunta una stella Michelin. Io parlo sempre di stelle Michelin per farci capire dai nostri pazienti, ecco. Quindi oltre ad essere un ristorante stellato, fra virgolette, abbiamo ottenuto un'ulteriore stella. Questo chiaramente ci dà prestigio alla nostra SL, dà prestigio anche al lavoro che noi svolgiamo e al tipo di prestazioni che possiamo dare ai nostri pazienti, che devono essere prestazioni certificate di qualità. Ecco, questa è la cosa più importante. E ovviamente nella certificazione era previsto tutto il percorso, non ultimo quello dell'assistenza psicologica al paziente oncologico, che sappiamo benissimo che il tumore della prostata, la cui età media si sta abbassando sempre di più, cominciamo ad avere dei cinquantenni, cominciamo ad avere dei sessantenni. Prima era una patologia, quella prostatica, essenzialmente del paziente anziano. Adesso noi ci troviamo ad affrontare un tipo di tumore che, per carità, nel 90% dei casi, grazie a tutte le terapie che abbiamo, che sono la chirurgia, la radioterapia, l'ormonoterapia, la chemioterapia, riusciamo a guarire in elevatissima percentuale. Però bisogna stare attenti che questo è un tipo di tumore che, colpendo il maschio in piena maturità sessuale, inevitabilmente va ad incidere sulla sua vita sessuale, sulla sua funzione anche di relazione, in quanto molto spesso, se non fatti trattamenti idonei, si può anche esitare in incontinenza, che può essere di medio, lieve o incontinenza totale. Quindi questo, vedete come incide sulla qualità della vita, e quindi anche in questi casi, ecco, importante, ed è proprio nella certificazione, c'è il percorso della comunicazione al paziente e del supporto psicologico, e quindi abbiamo proprio un ambulatorio di psico-oncologia dedicato a questa tipologia di pazienti. Quindi noi siamo orgogliosi di questo risultato ottenuto. Durante il corso del 2021 dovremmo rifare un'ulteriore verifica che tutti i requisiti relativi alla certificazione siano mantenuti, e quindi così andiamo avanti sempre nel rispetto di quelli che sono i trattamenti di qualità che possiamo erogare ai nostri pazienti. Certo, sicuramente. E continuando a parlare di tumore alla prostata, dottor Montesi, quali sono le novità che si possono proporre ai pazienti per un tumore che purtroppo, insomma, abbiamo sentito è molto, molto diffuso come incidenza, e che appunto, come diceva il dottor Mandoliti, sta come dire, colpendo persone anche in età relativamente giovane rispetto al passato, insomma. Sì, questo è, diciamo così, proprio il punto cardine per quanto riguarda l'opportunità e la necessità di avere novità terapeutiche per quanto riguarda il tumore della prostata. Giustamente l'età alla diagnosi è sempre, diciamo così, più bassa, ma è pur vero che oggi dalla diagnosi, a seconda della classe di rischio e dello stadio, fino alla malattia avanzata, nella maggior parte delle serie di pazienti si arriva anche a circa 15-20 anni di intervallo. Cioè vuol dire che noi non stiamo parlando più di una malattia che è una malattia trasversalmente letale, ma stiamo parlando di una malattia che in casi selezionati può essere, diciamo così, assimilata ad una patologia cronica, che necessita di continui, diciamo così, richiami terapeutici per poter in maniera agevole arrivare a sopravvivenze che sono anche sovrapponibili a quelle della popolazione normale. E questo direi che in radioterapia e in oncologia clinica, di cui il radioterapista oncologo è specialista operatore, si può fare oggi con due grossi filoni di ricerca e di applicazione terapeutica, che sono principalmente quello delle terapie ormonali di seconda generazione, vale a dire fino a pochi anni fa la terapia ormonale che molte persone assumevano, una volta terminata la propria efficacia, aveva un po', diciamo così, uno scotoma degli orizzonti, cioè c'era più poco da fare dopo questa prima linea. Oggi, grazie alla ricerca scientifica e grazie all'applicazione in clinica, si può usufruire, si beneficia di una vasta gamma di farmaci che, sempre in casi selezionati, possono andare ad integrare quella che è la terapia ormonale di prima generazione, che va sempre presa, e in aggiunta possono far sì che la malattia svincolata, diciamo così, dalla prima linea di terapia ormonale possa comunque rispondere a queste ulteriori linee. Facendo così si porta avanti nettamente la linea della sopravvivenza.
sopravvivenza libera da malattia e da recidive e sopravvivenza globale complessiva. Un'altra cosa prettamente radioterapica è quella della cosiddetta MTD, cioè Metastasis Directed Therapy, quindi una terapia diretta sulle metastasi. Oggi questa parola fa ancora molto paura. In realtà nel 2021 una lesione metastatica, una metastasi, se singola, se ben definita, se con una condizione e una classe di rischio di malattia piuttosto bassa, può diventare assolutamente curabile. Quindi con radioterapie ad alte dosi dirette sulla singola metastasi si può tranquillamente dare al paziente una sopravvivenza che anche in questo caso può essere assimilabile, in casi selezionati, ad una sopravvivenza di un paziente che ha una malattia prostatica non metastatica, quindi una doppiazione di oncologia clinica, farmacologica ma anche radioterapica. Certo, abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno, chi parla? Paolo. Sì, prego signor Paolo, faccia pure la sua domanda. Pronto? Ciao. Sì? Sì, prego, è in onda, faccia pure la sua domanda signor Paolo. Ok, io praticamente ho avuto un intervento alla prostata praticamente, parlo ancora di 5 anni fa. E quindi adesso sono in terapia. Sì. E vorrei sapere se questa terapia che sto facendo sia, diciamo, non progressiva, ma se si può alleviare, perché il mio caso è che praticamente l'oncologo all'inizio ha fatto la diagnosi che praticamente la prostata era in metastasi, no? E quindi incominciava a invadere l'organismo. Ma allora se all'inizio si poteva, adesso sono passati già 5 anni e sono in terapia con l'Eligard e col GTGAR, e quindi vorrei sapere se io devo continuare sempre con questa terapia o all'infinito praticamente, o se si può diminuire la terapia oppure addirittura sospenderla. Certo, bene, grazie. Allora posso rispondere io? Forse sì, ho capito, prego. La domanda che ha fatto il paziente parlando di una sequenza anche temporale 5 anni fa, la diagnosi, poi ha iniziato una terapia. Probabilmente allora quasi certamente lui sta facendo un trattamento di tipo ormonale, sia di prima che di seconda generazione in associazione, e devo dire purtroppo al paziente questo tipo di terapia va bene, funziona, però va eseguita a vita natural durante. Qualche interruzione potrebbe inficiare quello che è il risultato. Se ho capito bene quello che voleva dire, però mi pare di aver capito, perché probabilmente è passato da una fase di ormonoresponsività alla prima linea, alla prima generazione, e adesso sta facendo una terapia di seconda generazione perché ha utilizzato il nome commerciale di un farmaco e poi ne ha citato un altro, quindi a mio avviso è questo. Questa terapia assolutamente non va interrotta, a meno che non ci siano problematiche in termini di tolleranza ai farmaci, insomma, ecco, però se va fatta in modo continuativo e il paziente, sentendo dalla voce, mi pare che sta bene, non ha nessun problema, direi che va continuata e non va interrotta assolutamente. Ecco, dottor Mandoliti, il radioterapista oncologo ha sicuramente acquisito negli anni delle competenze oncologiche di rilievo. Questo come può essere messo al servizio del paziente? Beh, della competenza io ne faccio sempre il mio cavallo di battaglia, nel senso che noi l'oncologia, prima citavo quando ho iniziato a rispondere alla prima domanda, ho fatto il discorso dell'oncologia clinica. L'oncologia clinica non è solo radioterapia, l'oncologia clinica è anche biologia dei tumori, è anche conoscenza della storia naturale dei tumori,
comporta conoscenza di farmaci, conoscenza di presidi chirurgici, vuoi che sia una chirurgia open piuttosto che laparoscopica, robotica. Quindi le competenze chiaramente in questo caso devono essere molto selettive e molto attenzionate, diciamo, per quanto riguarda gli ultimi livelli di progressione relativamente all'utilizzo dei presidi terapeutici. Io, quale mandato del mio dipartimento, perché sono direttore del Dipartimento di Oncologia Clinica, c'è quello proprio di coordinare i gruppi multidisciplinari, e qui introduco una novità che poi non è tanto una novità in quanto da noi sono già 10 anni che esistono i gruppi oncologici multidisciplinari. Sembra una parola grossa, una parola che coinvolge diciamo dei termini un po' aulici, però alla fine è così. Voi immaginate, e così faccio capire anche ai teleascoltatori e telespettatori, immaginate prima, in epoca pre-gruppi oncologici multidisciplinari, il paziente al quale veniva diagnosticata una neoplasia si rivolgeva al chirurgo, poi magari doveva fare una consulenza in radioterapia, poi faceva una consulenza in oncologia, poi magari prevedendo un intervento chirurgico chiedeva una seconda opinione. Quindi era il paziente un po' che girava come una trottola, no? Ecco, invece adesso, grazie all'avvento dell'approccio multidisciplinare, quindi grazie all'avvento dei gruppi oncologici multidisciplinari, il paziente non si muove. Siamo noi specialisti che insieme ci raccordiamo, ci rapportiamo, ci riuniamo periodicamente. Ogni settimana esistono tutti i gruppi multidisciplinari, dalla Prostate Cancer Unit al gruppo oncologico delle neoplasie gastroenteriche, neuro-oncologico, eccetera. Quindi diversi specialisti che vanno dal radiologo al medico nucleare, all'anatomopatologo, al chirurgo di branca, al radioterapista oncologo, all'oncologo medico, al fisioterapista, al terapista, allo psicoterapeuta, allo psico-oncologo, insieme ci riuniamo. Esaminiamo tutta la documentazione del paziente, definiamo un percorso terapeutico, alla fine viene redatto un verbale, il paziente viene convocato, a questo paziente viene data la prospettiva di questo percorso terapeutico, ovviamente sempre con il suo consenso, si procede. Quindi alla fine io uso spesso una citazione, la danza di Matisse, che è un bellissimo quadro, vedete tutte le danzatrici che girano attorno a un ipotetico simbolo. Ecco, il simbolo ipotetico in questo caso è il paziente, centralità del paziente, il paziente al centro di tutti gli specialisti che si trovano e che si incontrano decidendo qual è la terapia migliore, ovviamente sempre dopo col suo consenso. Questi sono un po' i gruppi oncologici multidisciplinari. Quindi tutto questo, tornando alla domanda che lei ha fatto, dottoressa, presuppone ovviamente una conoscenza non limitata a quella che è la branca specialistica, ma una conoscenza a 360 gradi di quella che è l'oncologia clinica. Certo, un approccio quindi globale, appunto a 360 gradi. Abbiamo già un'altra telefonata in linea, sentiamo, pronto? Chi parla? Sì, buongiorno, sono Giuliano da Treviso. Buongiorno, prego. Ecco, senta, io chiamo per delle informazioni. Mia moglie gli è stato riscontrato nuovamente per la seconda volta un tumore al seno. La prima volta avevano fatto come si chiama? Era stato tolto e fatto una radioterapia, un quadrantectomia, mi pare che si chiami così. Quadrantectomia. Adesso, ecco, in questo momento dopo 12 anni è ritornato ancora fuori un piccolo tumore e adesso la prospettiva è quella di togliere completamente la mammella perché è già stata trattata in radioterapia. Un altro medico diceva che c'era la possibilità, essendo molto piccolo, di asportarlo e abbiamo fatto anche una risonanza per verificare esattamente la forma
e effettivamente era molto piccolo, però poi l'esito è stato che il dottore non si è fidato e ha detto no, è già stata trattata con radioterapia e quindi non c'è la possibilità di trattarla nuovamente con la radioterapia, ma deve essere asportato tutto. E quindi stiamo cercando di capire proprio in questi giorni, perché l'operazione dovrebbe farla la settimana prossima. Certo. Vorremmo capire perfettamente se c'è la possibilità di asportare solo il tumore e mediante una radioterapia che mi diceva che se stavo ascoltando il professore mirata, stereotassica, sì. Valida lo stesso anche se i tessuti sono già stati trattati. Certo. Prego. Vai tu Giampaolo, oppure io, vedi tu come vuoi. Sì, diciamo allora, in merito al caso clinico in particolare, non è tanto, a mio avviso, in questa situazione un discorso di fattibilità tecnica di una o radioterapia stereotassica o di un intervento chirurgico conservativo, quindi di asportazione della recidiva e poi un ritrattamento di radioterapia. Diciamo che ad oggi le cosiddette riquadrantectomie, cioè vale a dire ritornare su una mammella già operata parzialmente e radiotrattata, non sono da considerarsi standard di terapia, cioè vale a dire ci sono dei trial in corso, degli studi clinici, alcuni ne sono già stati pubblicati, alcuni con e alcuni senza radioterapia successiva, quindi senza ritrattamento radiante, ma i dati sono in qualche caso anche poco confortanti, in altri casi non maturi. Ad oggi, anche se la recidiva è piccola in una mammella irradiata, indipendentemente dal discorso tecnico, ma più per un discorso di controllo di malattia e di sopravvivenza a lungo termine, non ci dimentichiamo che anche i tumori della mammella, come ha detto il telespettatore, per quanto riguarda la paziente, la moglie ha parlato di una recidiva a 12 anni, quindi anche come per i tumori della prostata, alcuni tumori della mammella possono dare delle sopravvivenze sovrapponibili a quella della popolazione sana. E in un caso di questo tipo lo standard terapeutico è la mastectomia, cioè vale a dire l'asportazione della mammella. Io in una condizione di questo tipo procederei come le è stato detto per l'ultima volta, vale a dire l'asportazione della mammella completa per avere più certezza del successo oncologico negli anni. Certo, allora io vi ringrazio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, proprio un flash, quindi una risposta in pochissimi secondi. Questa domanda non posso naturalmente non farvela, vista la situazione di difficoltà insomma, che si sta riscontrando in tutti gli ospedali a causa del Covid. Dottor Mandoliti, il Covid vi ha fermato in qualche maniera in questi mesi? Proprio un flash. Sì, no, velocissimo, assolutamente no. Posso dire che addirittura nel primo semestre abbiamo aumentato anche le prestazioni, nel senso che abbiamo aumentato le prime visite di circa il 12% e dei trattamenti radianti del 5%. E nel secondo semestre abbiamo gli stessi standard del secondo semestre dell'anno precedente, quindi del 2019. E flash proprio restare, e considerate che in tutti i DPCM che sono venuti fuori dal febbraio dell'anno scorso, la radioterapia è considerata terapia salvavita, quindi noi non abbiamo potuto assolutamente interrompere nessun trattamento. Anche in pazienti, abbiamo eseguito trattamenti anche in pazienti Covid positivi, ovviamente con delle procedure molto selezionate del tipo accesso preferenziale più breve alla radioterapia con tutti i DPI, quindi dispositivi di protezione individuale, i pazienti gli ultimi della giornata, così subito dopo si può sterilizzare il bunker. Quindi abbiamo lavorato in assoluta sicurezza. Non abbiamo interrotto assolutamente la nostra attività e questo è una cosa positiva, perché ovviamente il tumore non ha tempo da questo punto di vista. Certo, non può aspettare, chiaro. Esatto. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi quest'oggi, grazie al dottor Mandoliti e grazie al dottor Montesi della radioterapia oncologica dell'ULSS 5 Polesana, grazie a voi telespettatori per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.